Buonasera a tutte e a tutti e innanzitutto vorrei ringraziarvi di essere venuti così numerosi a questo nostro appuntamento che insomma attendiamo tutti con una certa impazienza da diversi mesi, a dire il vero. Abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo perché sapevamo che c'era qualche problema di treno, quindi abbiamo atteso fino a che abbiamo potuto, ma adesso io vorrei prendere proprio qualche minuto per presentare la nostra ospite. Valentina Piovan è restauratrice specializzata ICR ed è anche una storica dell'arte specializzata presso l'Università degli Studi di Udine, collabora con numerosi enti pubblici e fondazioni private e ha seguito importantissimi restauri, tanto per citare qualche esempio la Cappella degli Scrovegni di Giotto, della cui manutenzione annuale peraltro è responsabile, ma anche Santa Tecla di Tiepolo al Duomo di Este, gli affreschi di Tommaso da Modena al Seminario Vescovile di Treviso e attualmente si occupa del restauro, che è ormai in via di, appunto siamo proprio quasi alla fine, del ciclo di Carpaccio presso la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Venezia. Inoltre sta restaurando anche la cena di San Gregorio Magno di Paolo Veronesi a Monteberico. Io sono molto felice di ospitarla per questo seminario perché Valentina ci parlerà non soltanto del lavoro di restauro che ha intrapreso su questo importante ciclo, ma anche delle ricerche storiche che ha potuto condurre in occasione appunto di questo restauro. E dobbiamo purtroppo dirvi che Stefania Randazzo, che è una storica dell'arte con cui Valentina collabora spesso e volentieri, mi pare di capire, e che doveva essere con noi collegata a distanza, ma comunque presente, purtroppo non sta bene, quindi le auguriamo una prontissima guarigione e la salutiamo tutti molto affettuosamente. Io lascio la parola a Valentina che ci darà sicuramente molte importanti novità che attendiamo da tempo. Grazie Valentina. Non so se posso togliermi la maschera. Sì. Un secondo, se no vado. Allora, l'argomento che ho scelto per voi oggi riguarda appunto la lettura del ciclo alla luce della storia conservativa e poi vedremo come questa storia conservativa sia fondamentale per poi attuare una metodologia di restauro ovviamente pertinente. La presenza di un fondo documentario completo che c'è proprio dentro la scuola dalmata al piano superiore, che praticamente ci ha permesso di approfondire una ricerca proprio minuziosa e si è basata infatti sulla ricerca documentaria, in particolar modo appunto nel fondo dell'archivio storico della scuola, e poi il reperimento dell'iconografia completa dei dipinti, soprattutto disegni, incisioni, copie, ma anche poi fotografie. E vedremo questo percorso adesso assieme. Ecco il fondo che abbiamo consultato. Prima di tutto un po' la Mariegola, anche se poi erano parti che ho potuto consultare in quanto trascritte nei bollettini appunto che vengono redatti dalla scuola dalmata, il catastico, che me lo sono sfogliato quasi tutto, soprattutto il libro degli inventari, dove appunto di queste date, cioè tutto quello che praticamente poi vengono trascritti proprio a mano, i registri delle entrate dal 1627 al 1805, che sono proprio fascicolati, ben ordinati, i giornali di cassa appunto soprattutto purtroppo appunto ecco, sia del 600 che dell'800 e anche una buona parte del 700. Una importante scoperta, poi vedremo, che vi ho riportato appunto anche alcuni esempi, è stato soprattutto sfogliare i raccoglitori che raccolgono appunto dei documenti, sempre dei manoscritti, un po' sparsi, quindi tuttora sarebbero ancora appunto da approfondire nel tempo che ho avuto a disposizione, soprattutto durante il lockdown. Diciamo, abbiamo potuto verificare appunto che ci sono delle cose molto importanti ed inedite e poi ve ne parlerò. Seguendo questo schema, allora abbiamo messo
ora vedrete che vi ho appunto indicato dei passaggi appunto che riguardano lo stato appunto di conservazione del ciclo, ma anche dell'edificio, perché essendo un luogo appunto che sin dalla sua nascita contiene questo patrimonio, è importante anche conoscere le variazioni appunto anche, cioè le variazioni praticamente cosa è anche successo all'edificio, non solo a quello che è successo anche alle opere d'arte. Infatti tra gli obiettivi primari sono stato quello appunto di chiarire attraverso proprio la lettura comparata delle immagini dipinte e le immagini poi fotografiche quali sono state le aree interessate da questa variazione degli interventi successivi, proprio perché in questa maniera noi riusciamo a compiere, appunto a esprimerci insomma, e a capire quale può essere la metodologia più adatta per intervenire sulle opere. Allora, cominciamo questa rassegna che sarà un po' lunga, ma indispensabile, quindi mi rendo conto che sarà un po' noiosa, ma spero di attirare comunque la vostra attenzione. Allora, c'è un primo contratto del 1445 tra il priorato dell'Ordine di Malta, che era il proprietario dell'ospitale di Santa Caterina, prima che appunto era la prima sede della scuola dalmata, e la scuola di San Giovanni Battista. A loro vengono date un piccolo spazio, dove tra l'altro attualmente lo occupo per restaurare, che si sviluppava appunto in lunghezza, praticamente tutta la parte a destra rispetto all'ingresso attuale della scuola dalmata. E infatti è rimasto praticamente tale quale, cioè la lunghezza dall'angolo a sinistra fino alla porta maestra dell'ospedale, sul lato sinistro della calle che conduce alla chiesa di Giovanni al Tempio. Quindi era un breve spazio che si sviluppava appunto sul lato sinistro della scuola. Pochi anni dopo, il 24 marzo del 1451, viene invece dato una porzione al pian terreno dell'ospitale alla scuola dalmata. Questo luogo appunto che praticamente corrisponde, come è stato scritto appunto nella Mariegola che qui ho riportato, quindi una sala definita in lunghezza dalla porta granda, che è quella attuale dell'ingresso, fino all'angolo del muro della porta di accesso alla scala, che in realtà era una porta che poi viene appunto murata, ed è praticamente l'area che tuttora persiste se voi andate appunto a visitare il ciclo al pian terreno. Quindi ciò che è stato stabilito nel 24 marzo del 1451 è lo stesso spazio che attualmente potete visitare se andate appunto a vedere il ciclo del Carpaccio. Appunto una carta conservata nell'archivio, vi avevo detto in questi raccoglitori, dopo ve lo esprimerò meglio, segna infatti delle spese tra il 1452, quindi l'anno dopo praticamente 1453, per tagliapietra, intagliador, doratori, murator, pittor, poi per legname, pietra, cioè quindi cosa ci fa capire tutto questo? Sono lavorazioni che riguardano in particolar modo probabilmente le decorazioni per adattare l'ospedale alle esigenze appunto della confraternita. Nel verso ci sono invece spese dai mesi di giugno a luglio del 45 per costruzioni probabilmente appunto di murature e anche di ornamenti. Vi ho segnalato soprattutto in neretto che vengono anche menzionati degli acconti per un depentor della pala, quindi di una pala d'altare. Ricordatevi questa frase, perché poi appunto avrà un senso. Com'era questa scuola? Ovviamente ricorriamo alla pianta Jacopo de Barbari e quindi come ormai appunto forse avete anche già letto, era una scuola con il classico edificio con tetto a capanna e in questa raffigurazione, forse quello che volevo segnalare, abbiamo questa parete con 4 finestre lunghe, probabilmente questo potrebbe anche essere il rilievo che è tuttora preesistente, quello quattrocentesco con la Madonna, Santa Caterina, San Giovanni Battista e l'Offerente. Questa doveva essere appunto la finestra che ora si è trasformata in una bifora, probabilmente dall'altra parte c'era la finestra che ora corrisponde, sarebbe stata appunto la finestra dedicata alla scuola di San Giovanni Battista, quella appunto del 1400 che ho detto prima, il 25.
sia per Rocco, ma prima ancora Ludwig e Bonmenti, hanno anche voluto vedere una indicazione della prima facciata, dell'originaria facciata della scuola dalmata nella scena di San Girolamo, che appunto all'interno del convento, e anche poi invece la parte del cortile interno nel funerale sempre di San Girolamo. Quindi più o meno ci potrebbe anche essere questa cosa di corrispondenza tra la pianta, appunto sempre nella sua struttura con tetto a capanna, e anche nelle immagini delle finestre, se non forse nella differenza che c'è questo portico antistante. Ma proseguiamo. È famoso praticamente ormai, cioè la diatriba che sorse a partire dal 31 gennaio del 1502 fino al 5 marzo del 1518 tra il priorato, in particolar modo tra il priore Sebastian Michiel e la scuola. Fu una controversia ovviamente che iniziò proprio sull'utilizzo della sala superiore, perché avevano iniziato a fare un po' di lavori ad un balcone, e da lì praticamente era nato questa acerrima proprio controversia che al termine della quale, ora per farla in breve, vennero poi definiti la definitiva, poi entrerò meglio nel dettaglio, la definitiva dimensione della sala superiore che i dalmati avrebbero potuto utilizzare. Nel 1551 il Guardian Grande, Giovanni appunto de Lissa, dà avvio a questo grandissimo rinnovo della sede. È un anno importante. A questo corrisponde l'esecuzione della facciata da parte dell'architetto Giovanni Zon, prodotto appunto dell'Arsenale, e poi tutti i lavori appunto interni che adesso vi spiegherò velocemente. Importante è questo dato che ho voluto trascrivervi, ma anche appunto evidenziarlo, perché a un certo punto tra la scuola di San Giorgio e quella di San Giovanni Battista di fianco sorse anche con loro appunto un contenzioso che venne ovviamente perché per interrompere appunto i lavori che avevano interessato tutta la demolizione della vecchia facciata, ma anche una parte di quel muro che appunto avevano in comunione tra la parte di destra e la sala che attualmente praticamente voi potete ancora vedere. Quello che è importante è quello che venne poi descritto in questo contenzioso, cioè che ve l'ho qua riportato, item appunto si dichiara che praticamente la scuola di San Giorgio doveva andare in alto con la sua travatura tanto alta anche per la scuola di San Giovanni. E quindi questo vuol dire che sia il soffitto della scuola dalmata che il soffitto di San Giovanni Battista vennero praticamente innalzati di circa 5 piedi e mezzo, praticamente innalzati di almeno 150 centimetri. Per cui per questo tipo di lavoro venne demolito l'intero soffitto, ma anche la parete di destra, quella che era praticamente in unione tra le due scuole. Questo che cosa vuol dire per noi? Che sicuramente è avvenuto uno spostamento, un primo spostamento delle opere, poi bisogna vedere da dove, con tutte le varie ipotesi, dopo entreremo in merito a questo, sulla collocazione originaria. Comunque questo praticamente al 1551 possiamo dire che per il ciclo avviene il primo suo spostamento, il primo loro distacco quindi dalla parete. Ecco che in effetti le tele vennero disposte, infatti qua vi ho riportato, ed esattamente trovano una collocazione che è più o meno quella che troviamo attualmente. Dico più o meno. Allora, le storie cominciano con le due scene che riguardano appunto le storie di San Giorgio e Drago e il suo trionfo sulla parete di sinistra. Vengono interrotte da una scala monumentale che venne costruita in questa occasione, infatti una scala rinascimentale più grande evidentemente di quella che era preesistente, che avevano creato all'inizio, se vi ricordate, praticamente in quanto era stato dichiarato nella Mariegola.
viene fatto, cioè, mentre invece sulla parte, diciamo, della parete principale, dove c'era originariamente un altare ligneo dorato a seconda di quanto era stato poi trascritto nell'inventario del 1557, c'era probabilmente una pala, anzi anche probabilmente c'era una pala dedicata a San Giorgio. A sinistra viene messo il battesimo dei Seleniti, a destra invece l'episodio di San Trifone che guarisce la figlia dell'imperatore Gordiano. A destra i due temi cristologici, l'orazione nell'orto, agonia nell'orto e la vocazione di San Matteo, e le tre storie di San Girolamo, con San Girolamo che ammansisce il leone, il suo funerale e la visione di Sant'Agostino. Questa è la disposizione che più o meno appunto è attuale, ma corrisponde praticamente proprio a quella del 1551. Fatta eccezione, che poi vedremo appunto adesso comunque scorrendo di nuovo ancora le date, invece della pala con la Madonna con bambino che venne collocata qui sull'altare soltanto in epoca più tarda. Allora, per la sopravvelevazione del soffitto e il rifacimento del solaio della sala inferiore 1551 fu quindi rimossa la struttura in legno tutto quanto dorato, e questo è stato scritto appunto nell'inventario. Tutto il soffitto doveva essere di azzurro e dorato, viene completamente tolto e da quanto è stato poi notato viene venduto. Rimane soltanto un tondo che si credeva venduto, ma in realtà adesso è inglobato nella pala, come pala, nell'altare invece al piano superiore, se andate appunto a visitare la scuola dalmata. Una cosa importante che ho trovato praticamente consultando i documenti è che poi viene proprio notato che attorno ai vari teleri vengono disposte le soase, cioè le cornici in legno dorate, tutte modanate, disposte lungo il periodo dei quadri, e più o meno penso che avessero questi tipi di elementi architettonici molto simili a quelli che ci sono tuttora in loco, perché una cosa ho capito un po' consultando i documenti e conoscendo un po' la scuola i dalmati, cioè loro non modificano più di tanto, rinnovano, magari cambiano qualcosa, aggiustano, ma non perdono nulla e trascrivono tutto. Infatti nelle aggiunte del 1851, tra l'altro in Spizza all'inventario proprio del 1557, al suo primo inventario, viene anche annotata questa cosa molto carina che trovo che ho voluto riportarvi, cioè la tenda dal balcone da basso e le tende all'intorno di quadri di tela rossa, cioè annotavano che c'era una tenda al balcone, ovviamente serviva per oscurare dalla luce, l'unica appunto tenda dell'unica finestra che avevano, e le tende attorno ai quadri. Cosa vuol dire? Che probabilmente questi quadri venivano chiusi. Dubito forse che fosse un motivo conservativo, visto che parliamo appunto di storia conservativa. Generalmente erano proprio per celare queste opere, perché le volevano scoprire solo nei momenti di festa, nei giorni di festa, dei loro santi patroni, del Corpus Domini, principalmente. Continuiamo la nostra rassegna. Allora, poi qui ho voluto annotare che entro 1586, fatalità, notate poi le dimensioni, perché non vi ho detto questo, che appunto tutti i dipinti, ovviamente, che voi andate a vedere, hanno, come dire, la morfologia di ricordarvi un fregio, cioè quindi hanno tutti la stessa altezza. E comprese anche queste due opere più tarde sono state evidentemente commissionate proprio per rientrare all'interno di questo spazio, di questo fregio, in quanto hanno la stessa altezza, più o meno siamo sempre sui 140. E quindi Cristo risorto con il ritratto del confratello e San Francesco, che il Boschini ha attribuito appunto all'Agliense. In un primo momento erano posizionate, dopo magari vedremo successivamente, appunto a sinistra della scala, mentre invece San Francesco in fondo alla parete di destra. A completare la decorazione, diciamo, della sala superiore, invece siamo semplicemente, salto un po', siamo
all'inizio del 600. Qui è riportato appunto un contratto che è stato poi trascritto anche da Perocco del 1604 a questo maestro Zuane de Bastiane, indorador di San Moisè, perché per 270 ducati si impegnava a indorare di oro zecchino, mentre invece commissiona al Vicentino, Andrea Vicentino, le pareti del soffitto. Per quanto riguarda le pareti invece, i dipinti invece alle pareti sono invece di autori vari e rientrano fino più o meno alla seconda decade del 600 come datazione esecutiva. Nel registro dell'anno 1637 viene annotata una spesa solo poca, vedete, di 24 lire per accomodare i quadri che erano di sopra in scuola e si avevano immarsito e che erano tutti ruinati. Cioè sono quindi probabilmente, si riferisce intanto a un intervento solo al piano superiore, per cui fino adesso non abbiamo trovato se non solo lo spostamento del ciclo. Faccio un po' il riassunto. Nel 1642 viene pagato un pittor 668 lire per accomodare la palla dell'altare che sono da basso in scuola, perché era molto rovinata e in pericolo addirittura di cascare giù, e anche un Padre Eterno che però era ai piedi della scala. Dunque di questa pala non viene mai fatto appunto non viene mai indicato il soggetto, ma presumibilmente era dedicata a San Giorgio, visto che l'avevamo trovato descritto ancora negli inventari del 1557, se vi ricordate. Nel registro del 1658 troviamo una cosa curiosa, appunto. Vengono pagati in data appunto 16 di aprile per cavare 2 quadri che sono appresso all'altar da basso e per riporli giù, cioè quindi e poi viene pagato un certo pittor gioco per sistemare di nuovo la pala dell'altare tutta a brasa. C'è sempre questa pala che deve essere un dipinto su tavola, poi vedremo, molto rovinati, e quindi gli altri 2 quadri probabilmente potrebbero essere quello che avevamo indicato prima, appunto il battesimo dei Seleniti e l'episodio del Santrifone. Vi ho riportato anche questa nota curiosa. Compare una spesa singolare, un pagamento fatto a un certo Piero Santolo per la guardiania di 3 giornate durante la costruzione del nuovo altare. Infatti in questo periodo qui l'altare famoso che vi avevo detto, quello ligneo dorato dove c'era la tavola appunto di San Giorgio, e poi vi spiegherò meglio, viene sostituito con quello che c'è attualmente, cioè quello appunto poi marmoreo. Infatti è carino il fatto che ci sia questa sorta di guardiania, però in effetti, come poi qui ho anche riportato, tra gli obblighi della Mariegola appunto era anche indicato quello di custodire sempre gli oggetti donati alla confraternita. Quindi tuttora io stessa, per accedere ovvio, però accedere all'archivio e consultare i testi, avevo sempre il guardian grande vicino o comunque qualcuno da lui indicato. Quindi tuttora vale questa regola in maniera molto sofferta. Ecco che appunto nel 1672 si legge la descrizione di questo altare, un altare fatto di pietra marmorina maciada con la sua pala e i suoi santi protettori. In questo capitolo generale viene fatta questa descrizione, e poi i reliquari. E praticamente, a parte la pala con i suoi santi protettori, in realtà i reliquari ci sono tuttora, e l'altare pure anche. Probabilmente questi dipinti che loro dicono i santi protettori dovrebbero essere quelle 2, diciamo, tavole, dopo magari ve le faccio vedere, quattrocentesche, che ancora sono al piano superiore, con la raffigurazione di San Girolamo e San Trifone, e invece quella del San Giorgio è andata perduta perché poi appunto non c'è in scuola una tavola e nemmeno appunto con le storie che poi appunto abbiamo trovato descritto negli inventari. Arriviamo nel 1738, quando praticamente questo Giovanni Visentini fu pagato 163 lire per restaurare 2 pale d'altare, una che era nella chiesa del Tempio e l'altra nella scuola, sempre al piano inferiore.
in realtà proprio il primo vero e proprio intervento ai dipinti del Carpaccio dobbiamo attendere il 21 dicembre 1753, perché troviamo un certo falegname Iseppo Baschiera che vengono pagati 93 lire per fare dei teleri nuovi agli quadri per governare l'albergo di sotto della scuola e le soase, cioè le cornici, mentre viene pagato un certo Francesco Caloppo, addirittura 204 lire, per aver foderato e governato, quindi restaurato, 3 quadri della scuola e un pezzo di soffitto fatto di nuovo sopra l'altare. Quindi i dipinti del Carpaccio furono probabilmente foderati con i teli nuovi che vengono pagati a Eusebio Baschiera, che probabilmente magari non si sa anche se costruisce dei telai, ma presumibilmente ho sempre pensato che questi telai non fossero tesi su telai in origine, ma inchiodati sul tavolato. E quindi che furono poi restaurate 3 opere, certo che non c'è la specifica di quali di queste. Vabbè, qui per andare sempre appunto come dire, in sequenza ordinata, vi riporto, se prima vi ho fatto vedere la pianta dei De Barbari, vi riporto appunto l'immagine della scuola che è stata disegnata nel Catastico Cabreo, quello appunto dell'Ordine di Malta, nel 1666 e poi questa nel 1794. Vedete che già ci sono però delle incongruenze, perché in realtà non sono poi 2 bifore uguali, in realtà questa finestra ora è quadrata, proprio per mostrare la differenza tra la scuola di Giovanni Battista e invece la parte, invece questa, solo questa parte qui dove noi entriamo, e invece la sala inferiore dove ci sono ora, dove ora è esposto appunto il ciclo. Continuo un po' veloce, vabbè. Sappiamo, anche questo è un dato importante per capire l'evoluzione della scuola. Molte scuole appunto veneziane con il decreto di Napoleone appunto furono abolite e i loro beni vennero acquisiti dal demanio, ma questo non fu il destino che toccò alla scuola dalmata. Infatti, praticamente, in realtà, dimostrando la loro autonomia finanziaria, la confraternita poté praticamente lasciare il suo patrimonio in loco, quindi non ebbero appunto il problema degli spostamenti, come purtroppo è toccato a tante altre opere del nostro patrimonio. Vabbè, qui ho riportato appunto come, però è importante questo dato per poi farvi capire la collocazione originaria. Nella guida di Gian Antonio Moschini, la Madonna con Bambino, quindi appunto non era, vi avevo detto, sull'altar maggiore come adesso è, nei giorni nostri, ma si trovava posizionata dietro una porta, quindi praticamente sulla parete della controfacciata, quando appunto poi voi entrate. Vabbè, questo lo salto perché sennò viene troppo lungo. Nel giornale della scuola dalmata, in data 17 ottobre del 1840, il pittore Lorenzi riceve 92 lire per il restauro della Madonna. Mentre sempre in questo giornale di cassa, in data 31 ottobre, è segnata invece al Dorator Capovilla per la cornice della Beata Vergine. Quindi sono tutte probabilmente lavorazioni che giustamente per Occo si riferiscono appunto a un intervento di restauro che viene fatto alla Madonna con Bambino, perché è proprio in questo periodo che probabilmente viene spostata nell'altar maggiore, dove tuttora appunto lo possiamo vedere. Entriamo quindi adesso un po' nel vivo del restauro. Nel 1843 abbiamo un pagamento di 120 lire a Paolo Fabris per un'anticipazione del restauro dei quadri e nel gennaio del 1845 il saldo di 980 lire e viene così addirittura si riporta questa voce al pittor Fabris per il restauro dei Carpacci. Questa appunto è la prima volta che abbiamo finalmente una descrizione sia della spesa che appunto un ben chiaro l'autore e anche l'arco appunto temporale più o meno, perché dal 1843 al 1845 e il riferimento specifico del restauro proprio ai soli quadri di Vittore Carpaccio.
il restauro non viene fatto lì in loco, come lo sto facendo io attualmente, ma tutti i quadri vengono spostati nelle gallerie dell'Accademia. Probabilmente grazie al fatto che Odorico Politi, che era docente della cattedra di pittura nel 1883, professore di Paolo Fabris e facente parte appunto della Commissione Provinciale delle Belle Arti, che dà l'incarico a Paolo Fabris. In effetti la scuola, vedremo, ha sempre cercato comunque dei restauratori da questo momento in poi di diciamo, di alta bravura. Non volevo gloriarmi, scusate. Poi, vabbè, tralasciavo un po' questa cosa, scusate. Sì, questo è un po' per appunto, volevo un po' ripetermi, non volevo ripetermi un po' sul discorso, sennò poi magari vi annoio. Comunque vedremo dopo come entro in merito sul restauro di Paolo Fabris, che appunto sul fatto che come poi anche interviene sulle opere e se io ho trovato una corrispondenza, se c'è ancora un po' della sua mano attualmente nel ciclo e poi appunto vedremo che questo appunto sono riuscita a individuarlo. Altro diciamo, evento importante è che nella notte tra 1904 ci fu un incendio a deposito di legname in una fabbrica di mobili al di là del Rio di Sant'Antonino. E questo proprio appunto per l'ingente fonte di calore delle faville che le aveva spinte sopra i tetti degli edifici, appunto anche quelli della scuola, i vigili del fuoco furono appunto costretti per questo motivo, obbligarono i vigili del fuoco a gettare dell'acqua sul tetto della scuola. Ecco che essendosi inondato praticamente tutto il muro, quello appunto che anche ospitava le storie, soprattutto le storie di San Giorgio, si decise appunto di rimuoverle con molta velocità, probabilmente appunto vennero schiodate, anzi non, anche quasi sicuramente vennero schiodate dal telaio e arrotolate e portate nella chiesa di San Francesco della Vigna. Tutto questo viene annotato in una serie di lettere che appunto ho trovato. Infatti facendo dalla ricognizione dell'archivio fin qui svolta, appunto però non è emesso nessun documento che possa riferirsi al rapporto sullo stato di conservazione e sugli interventi che sono stati apportati. Però ci sono appunto Fogolari che in una comunicazione alla direzione generale in data 15 novembre 1920 fa appunto un riferimento a questo incendio, anche se usa la data 1912, quindi non si sa se è nel 1904 o se è nel 1912. E Fogolari appunto descrisse le operazioni di strappo appunto dei teleri, dai telai, della piegatura, attenzione che dopo lo vedremo, e quindi al danneggiamento dei bordi proprio perché venne arrotolato e probabilmente anche schiacciato in questo tipo di lavorazione appunto repentina. Si trova poi un'altra informazione il 15 maggio del 1920 relativa all'incendio, cioè che 4 telai furono costruiti, quindi probabilmente i telai di queste opere o furono troppo rovinati, quindi furono fatti a nuovo. Nell'aprile 1915, appunto a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, i 9 dipinti del Carpaccio furono schiodati dai telai, arrotolati su 2 rulli di proprietà delle Gallerie dell'Accademia e posti in una cassa speciale consegnati dal Guardian Grande con l'obbligo poi di ritornarli al termine del conflitto. Nel 1918 ebbero inizio, quindi dopo la guerra, i lavori di ristrutturazione e che terminarono nel luglio del 1920 e riguardarono praticamente l'intero edificio e venne demolita una parte della scala, quella che adesso appunto venne allargata, leggermente allargata, quella è rifatta completamente. Siccome i lavori continuavano un po' troppo a lungo, il sovrintendente Gino Fogolari chiese di poter aprire la cassa per visionare le opere dopo appunto abbiamo detto dopo 5 anni.
Quindi si decisero, visto che gli ambienti non erano ancora pronti, cioè gli ambienti della scuola non erano ancora pronti, si decise appunto di esporli a Palazzo Reale nel maggio del 1920, insieme alle altre opere provenienti dalle chiese veneziane. E per questa occasione si provvide poi quindi ovviamente togliendo dalle casse dove erano rullati, al tensionamento su nuovi telai, che furono eseguiti appunto questi telai in due momenti, quindi tutti i nuovi telai, quindi una parte vi abbiamo detto già nel 1904 o nel 1912 e il rimanente nel 1920. Rimessi quindi sul telaio, il restauratore Luigi Betto, appunto questo ricordiamocelo, eseguì anche alcuni ritocchi ad acquerello su alcune lacune. Ma non fu un vero e proprio restauro, quindi fu considerato una sorta di manutenzione. A questo punto iniziò poi la richiesta di Fogolari di una consulenza di Silvestri, che era un importante restauratore di Milano, il quale venne a vedere appunto il ciclo e scrisse un'approfondita relazione riguardante appunto lo stato conservativo dell'opera. Lo trovò appunto con le tele molto ammalorate, con muffe, distacchi, e indicò che sarebbero state necessarie le rifoderature, la rimozione dello sporco, poi molto interessante perché spiega anche come fare questa saponare officialis e consiglia anche appunto di aggiustarla appunto con 10 gocce di formalina al 40%. E quindi consiglia di fare vari lavaggi e poi di applicare la vernice. I dipinti nel 1921 vennero quindi ritirati da Palazzo Reale e finalmente consegnati alla scuola, quindi dal 1915 al 1921 finalmente ritornano a scuola. Sì, nella scuola. A marzo del 1940 Fogolari decise già appunto di affrontare un vero e proprio restauro e indicò Mauro Pelliccioli come appunto restauratore più adatto. I lavori però poi iniziarono comunque anche i lavori dell'edificio e anche delle altre opere. Appunto qui ho riportato, potete leggere un po' quindi da soli, quindi un po' anche l'affidamento anche ad altri appunto restauratori come Angelo Moro per i dipinti appunto del piano superiore. Questo autore l'ho trovato anche nella sacrestia della Salute, che era intervenuto sul telero del Tintoretto, sulla scena appunto del Tintoretto. In realtà appunto scoppia la guerra, quindi prese l'11 giugno del 1940 la soprintendenza alle Gallerie di Venezia, nelle persone appunto di Rodolfo Palluchini, prese in consegna i nuovi dipinti del Carpaccio e anche quello della Madonna con Bambino, e vennero poi quindi così pure anche altre opere del Museo Correa, della Cadoro, della Corini Stampalia, e vennero trasferiti nell'ex convento delle Rivetani presso Este, in seguito poi a Sasso Corvaro nelle Marche e a Carpegna nel Monte Peltro. Alla fine della guerra Rodolfo Palluchini, sappiamo, organizzò questa importante mostra, 5 secoli della pittura veneta, e anche le nostre opere, cioè una buona parte, appunto 2 tele, appunto San Giorgio Drago e San Girolamo, furono entrambe esposte in questa occasione, però, e anche appunto tutte le altre opere, però queste erano poi particolarmente in cattivo stato di conservazione in questa famosa mostra. Nel 1947, questa è una cosa curiosa, appunto, 45, Mauro appunto Pelliccioli inviò il suo preventivo e praticamente ci furono soltanto 3 assistenti ad aiutarlo che vedremo appunto opereranno la pulitura e il restauro. Quindi soltanto da agosto poi fino mentre invece la foderatura, il consolidamento del colore, la stuccatura e il tensionamento, così pure la costruzione di nuovi telai, furono realizzate da questo Angelo Pagan che lavorava all'interno appunto delle gallerie dell'Accademia per un costo di lire 30.
Ecco che quindi sono quindi ci sono stati appunto, sono stati eseguiti quindi questo lavoro molto importante, questo ultimo, che poi è l'ultimo intervento di restauro, in 2 lotti, praticamente prima quello di Angelo Pagan e poi quello di Mauro Pelliccioli, che lo iniziò quindi a settembre del 1946 e lo terminò praticamente a gennaio del 1947, quindi pochi mesi per restaurare queste 9 opere. La commissione era composta da questi personaggi molto importanti, da voi già ovviamente molto noti. Appunto, quando si riunirono a settembre, lo stato di conservazione viene appunto è in una del lavoro, la fase appunto del restauro è in una fase intermedia e le opere appunto ci dicono sono già state appunto foderate in maniera inconiabile. Viene approvato il metodo di pulitura, questo appunto dopo ci ritorneremo, vengono praticamente perché è un metodo di pulitura molto blando che conserva la patina, rientra appunto in questa appunto, dopo vedremo, rimuove però anche dei rifacimenti che aveva fatto Fabris, ma e poi come vedremo non tutti. Infatti vengono dichiarati che lui si limitò a ritoccare solo alcune lacune utilizzando la caseina e che poi tutte le superfici vennero protette con questa verniciatura generale e anche questo poi ci ritorneremo. Cioè, sono tutti punti che poi ora vi sto un po' annoiando, ma dopo capirete il perché vi ho annoiato fino adesso. Quindi tutta questa ampia relazione viene scritta dal funzionario Nolfo di Capegna, che era il direttore dei lavori nel 1987. Dunque adesso nel corso dell'attuale restauro sono già state rimosse su alcuni dipinti questa spessa vernice e potremmo poi vedere esatto come è intervenuto praticamente sia Mauro Pelliccioli nel dettaglio. I lavori appunto furono conclusi, dopodiché ci fu la ristrutturazione anche della sala con un impianto di illuminazione alla quale collaborò Mariano Fortuni ed è molto importante, volevo segnalarvi anche questo perché se voi andate a visitarlo lo trovate tuttora in loco, sono praticamente delle plafoniere che una parte lui ha riutilizzato proveniente dalla scuola di San Rocco e le altre 4 invece non hanno il marchio, probabilmente le ha fatte costruire oppure sono comunque di riuso e permettono questa illuminazione abbastanza tonale appunto e diffusa che ha caratterizzato appunto questo tipo di ambientazione fino ai giorni nostri. Ho voluto riportarvi questo elenco di spese che ho trovato, che mi è stato fornito da Matite Cartolari, questo elenco appunto di una nota appunto di cosa compra Mauro Pelliccioli e forse magari non riuscirete a leggere, però ci sono molti tubetti giallo, c'è anche la soda, c'è anche l'ammoniaca, c'è acquaragia appunto e tanta polvere e tubetti in giallo perché appunto alla fine possiamo capire come lui nella sua come dire tutela della patina in realtà ormai è noto utilizza questa vernice pigmentata. Vabbè. Qui vabbè, posso anche saltare, le opere vengono addirittura, alcune opere vengono esposte anche alla mostra a Losanna e appunto questo poi ve l'ho già detto, poi anche un'altra mostra a Bruxelles e anche alcune opere appunto furono poi esposte all'ultima mostra, grande mostra monografica del 1963. Dunque, grazie adesso al Comitato Sei Venice, che è il finanziatore dell'attuale restauro, che è iniziato nel 2019, abbiamo appunto intrapreso questo percorso, prima praticamente di una prima fase che ha compreso la diagnostica e lo studio approfondito, questa ricerca storica, è durato circa un anno, e poi abbiamo iniziato praticamente a fare il lavoro di restauro partendo prima dalla vocazione di San Matteo,
poi siamo passati alla Visione di Sant'Agostino, adesso stiamo ultimando San Giorgio il Drago e anche l'Orazione dell'Orto, quindi ci mancano comunque ancora qualche opera. Quello che ho voluto adesso portare, come volevo farvi come dire, segnalare come appunto questa storia conservativa è utile per conoscere le opere. Conoscere le opere non vuol dire, nella mia, come dire, non vuol dire soltanto appunto saperne l'iconografia o la tecnica esecutiva, ma anche ciò che gli è potuto capitare e individuare quello che gli è potuto capitare. Ed è qui che lo storico dell'arte si interpone con il restauratore e deve quindi dialogare in maniera molto intensa. In questa slide, non so se si vede abbastanza, ho voluto appunto portarvi il battesimo dei Seleniti. Come vi ho detto, fu spostato, ma dopo entreremo ancora in merito. Comunque quest'opera qui è un'opera in realtà sagomata, non è rettangolare in origine. Perché appunto, come è già stato indicato anche da Perocco, ha un innesto esattamente corrispondente praticamente al bancone dove sono collocati i musici, e il Carpaccio praticamente ha costruito l'intera scena appositamente, appunto creando questa, diciamo, quest'idea dei musici sopra un bancone, perché doveva esserci appunto la sagomatura, probabilmente, appunto, anzi senza probabilmente, praticamente per come si dice, modellarla all'ingresso di una porta. Questo in realtà, proprio perché c'è stato questo spostamento nel 1551, possiamo dire che è il vero e primo intervento di restauro, ovvero abbiamo l'applicazione di un innesto, di una tela molto simile all'originale, e vedendo questa foto storica che abbiamo trovato appunto nell'archivio della Misericordia, possiamo notare che cosa? Che intanto è una tela di riuso, perché c'è già dei fori lungo il bordo, e poi ha anche delle chiodature, e invece possiamo vedere invece i fori e le chiodature della sagomatura, quindi questo ci fa capire che in principio questo quadro appunto era stato sagomato, fissato al tavolato o teso comunque su un telaio. Quindi questo è il primo vero intervento. Ecco, infatti è quello che vi stavo dicendo. Tra l'altro vedete che ci sono appunto delle piegature, c'è una preparazione diversa, quindi questo proprio è come tuttora facciamo, cioè troviamo dei pezzi di tela che sono già magari vecchi e vengono riutilizzati, sagomati e rincollati, tanto dopo ci va la foderatura dietro e nulla più viene a vista, è più a vista. Questo invece che vi ho riportato sono delle immagini in fluorescenza UV, e questo è un infrarosso a falso colore, per farvi invece indicare come la fluorescenza mi indica sempre questa zona dell'innesto in una maniera più scura. Facendo delle indagini chimiche in fluorescenza XRF, quindi quelle semplicemente con l'indicazione degli elementi, abbiamo infatti verificato che nella parte appunto dell'innesto c'è una corrispondenza perfetta con un intervento del 1551, cioè abbiamo trovato gesso e colla, cinabro e delle ocre. Invece per quanto riguarda questa striscia più scura marrone, corrisponde invece ad un ritocco, a una ridipintura che ha del solfato di bario, che appunto è stato scoperto a partire dal 1826, per cui riferibile probabilmente infatti all'intervento di Paolo Fabris, però abbiamo trovato anche del bianco di zinco, quindi molto più tardo, quindi riferibile probabilmente a un ritocco anche di Mauro Pelliccioli. Quindi in questa unica opera, in questo unico pezzetto, possiamo già indicare ben i tre interventi di restauro che vi ho prima un po' noiosamente descritto. Ecco, nell'UV forse vi è un po' più chiaro come questa differenza appunto cromatica. Ma possiamo anche trovare nel ciclo ancora Paolo Fabris, mantenuto per uno scopo che appunto viene descritto nella relazione di Nolfo di Calpegna, mantenuto da Mauro Pelliccioli appositamente. Nella scena infatti dell'episodio di San Trifone,
che esorcizza appunto la figlia dell'imperatore Gordiano, vi sono altri due innesti, che non c'è la foto del retro purtroppo antica del dipinto, e questo in realtà sono tutti opere foderate con 2 tele, per cui io il retro non lo vedo, la tela originale, non posso appunto vederla, e questo tra l'altro è uno ancora dei dipinti che è attaccato a parete. Vediamo come, se poi andate a vederlo dal vero, come ci sono appunto questi 2 innesti dove Paolo Fabris si è praticamente inventato la porzione superiore di questi edifici. Mauro Pelliccioli giustamente si è trovato a, come dire, in difficoltà in questo momento a capire se poteva rimuovere queste ridipinture, anche se poco pertinenti, o conservarle. Alla fine c'è sempre questa discussione che poi che scambiano con la commissione e arrivano alla conclusione che è meglio appunto conservarli. Meglio anche per noi, perché così abbiamo avuto la possibilità, ecco, questa è una foto storica, che probabilmente è sotto una foto storica dove vediamo appunto il rifacimento di Paolo Fabris, che era un bravissimo pittore più che restauratore, no? Quindi, che mimetizza perfettamente la parte, e come appunto fu invece poi interpretato nel 1946 da Mauro Pelliccioli, in realtà semplicemente sovrapponendo del colore, rendendolo un po' offuscato, puntinato, spugnato, non a tratteggio verticale come magari forse ora come Cesare magari poteva suggerire, però si trovò questa soluzione di renderlo quindi riconoscibile, quindi non mimetico, ma di conservare questa, diciamo, interpretazione arbitraria. Probabilmente seguiremo le stesse orme, anzi sicuramente mi batterò per seguire le stesse orme, nel senso che è piacevole trovare parte della storia conservativa, è piacevole ritrovare nei quadri anche appunto ciò che è stato ciò che sono state appunto le loro vicissitudini, e in questo caso riconoscere Paolo Fabris, rivedere come può essere rimodellato con magari i nuovi criteri del restauro moderno, e come adesso probabilmente ci troveremo in difficoltà pure noi, come magari integrarlo e aggiustarlo dopo la pulitura dei dipinti. Anche questo appunto è sempre il dettaglio di questo rifacimento. In questo caso è stato deciso di non mimetizzarlo perché coincideva anche con una parte dei volti delle donzelle. Altra cosa che possiamo trovare nel ciclo appunto della sua storia conservativa riguarda appunto la Madonna con Bambino. Madonna con Bambino è talmente rovinata che tutt'oggi non viene appunto attribuita al Carpaccio, e questo già dal Boschini. Si fanno i nomi di Vincenzo Catena e ora di Benedetto Carpaccio del Figlio. Vedremo un po', a mio parere comunque è comunque dell'autore di Vittorio Carpaccio, anche se è uno stato veramente conservativo pessimo. Comunque questa è la foto riferibile all'intervento di Paolo Fabris, che l'aveva adattata all'altare marmoreo, perché adesso c'è una specie di cornice in velluto che ha riportato appunto col restauro Mario Pelliccioli, ha riportato la Madonna alle sue originarie dimensioni. In realtà c'è una foto prima di Mauro Pelliccioli che abbiamo trovato appunto nell'archivio e che appare in questa maniera, quindi vuol dire che probabilmente fu proprio Luigi Betto, quando va a intelaiare, che decide di togliere le aggiunte e di comunque lasciare lungo i bordi il resto, quello che avanzava del rifacimento di Paolo Fabris. Non so se mi sto spiegando. Questa è una foto appunto durante l'intervento di pulitura di Mauro Pelliccioli. Altra cosa curiosa che avevo trovato, fatalità in una foto del testo di Ludwig Molmenti del 1906, è questa foto, e questa ricordatela perché è molto importante. Praticamente abbiamo un'aggiunta nell'orazione dell'orto lungo il lato sinistro, questo perché lo vedremo con l'altro episodio cristologico, c'è una differenza di dimensioni.
L'orazione dell'orto è leggermente più stretta rispetto a quella dell'orazione dell'orto, quindi probabilmente Paolo Fabris nel suo appunto intervento di restauro gli fa un'aggiunta e, come dire, interpreta l'allungamento della roccia, cosa che appunto poi viene rimossa, come vi ho detto anche come nel caso della Madonna, da Luigi Betto, perché appunto questa foto del prima dell'intervento appunto del restauro di Mauro Pelliccioli, già questa parte diciamo aggiunta non c'è più. Per quanto riguarda invece l'intervento fatto da Angelo Pagan, possiamo appunto dire che è quello che attualmente è visibile. Quindi questa è la foto prima del mio intervento di restauro e che poi comunque manterremo perché le foderature sono 2 tele, 2 pattine incollate con colla di pasta. Abbiamo un telaio ovviamente che è espansibile, appunto ad espansione manuale con 2 traverse. In questo caso ho preso ad esempio appunto il San Giorgio il Drago. Si trova ancora in buone condizioni, per cui quello che noi stiamo semplicemente attuando, ecco che allora scatta. Io adesso so che cos'ho, quindi so che cosa, a che epoca posso far risalire questo intervento, controllo degrado e intervengo. In questo caso la cosa che poteva, diciamo, che avevo anche notato, erano dei puntini sul retro, qui purtroppo forse non è così perché dalla foto non è un granché, quindi che avevano già dato segno di un'acidificazione. Quindi ho misurato il pH, infatti avevo misurato un pH già 5 e interveniamo con una deacidificazione e quindi lo tiriamo su circa fino a un pH quasi neutro, insomma abbastanza, queste sono le operazioni che stiamo facendo su tutto il ciclo. Questa è una foto, ad esempio, appunto ho preso questo dell'ultimo intervento che stiamo facendo e volevo farvi notare la pigmentazione della vernice di Mauro Pelliccioli. La tonalità abbastanza fluorescente con le tonalità appunto giallo-brunastre. Che cosa abbiamo fatto prima di intervenire su tutto il ciclo? Dei test di solubilità, abbiamo deciso il livello di pulitura, che tipo di miscela adottare, abbiamo addirittura fatto il test, cioè nel senso siamo andati a individuare nei tamponi se c'era residuo del colore originale e tutto questo infatti ci ha praticamente fatto lavorare attualmente in sicurezza, per cui vengono adottate quel tipo di miscela, quel tipo di solventi, lavoriamo con quel pH, con quella conducibilità e ci troviamo quindi a anche adottare un sistema di pulitura omogeneo per tutto il ciclo. Ecco un po' come interveniamo con delle veline inglesi, applichiamo il nostro gel, quindi lavoriamo sempre in sospensione. Qui entro un po' a essere tecnica, ma mi piaceva anche farvi vedere un po', se no mi avrei annoiato un po' troppo. Aspettiamo il tempo che abbiamo ritenuto idoneo per rigonfiare il materiale resinoso della vernice, controlliamo sempre con il microscopio e lo rimuoviamo come un prima a secco e poi andiamo a rifinire a tampone. Ecco, questa per esempio è una foto con fluorescenza UV. Vediamo che queste parti verdastre sono ancora con la vernice, quindi mi dà questo tipo di riflesso appunto di fluorescenza. Le parti scure, la vernice è già stata rimossa. Se ci sono qui è un po' scura, però se ci sono ancora delle parti in luce vuol dire che c'è ancora della fluorescenza, può essere attribuibile o a dei residui della colla della foderatura, cosa che poi abbiamo verificato essere proprio così, perché c'è sempre da supporto la diagnostica chimica, oppure dei residui ancora della vernice. Allora a quel punto io so che posso ancora intervenire, devo ancora rintervenire con altri impacchi per fare la rimozione. Infatti più o meno abbiamo fatto circa 2 o 3 passaggi per rimuoverla tutta, non è stato fatto solo in un unico passaggio. Ecco qui un altro esempio su come lavoriamo invece sulle parti molto delicate, sempre appunto la nostra velina inglese, applicazione del gel,
e si controlla quando appunto l'occhio non è abbastanza, neanche il visore, si utilizza appunto anche il microscopio proprio per vedere anche certi dettagli, gli occhi, elementi che magari dobbiamo revisionare. Ho riportato questa indagine di R perché forse era abbastanza più chiara. Non so se notate, una volta pulito il quadro era abbastanza disomogeneo, soprattutto il cielo, e presentava praticamente queste specie di linee che sono proprio le colature. Ho voluto attribuire questo, cioè mi è venuto da attribuire questo dato forse al percolamento, al dilavamento dell'incendio. Quindi dobbiamo appunto tenere presente non sempre la storia conservativa, ed è bello vederla perché le opere praticamente ti dicono sempre qualcosa, quindi ovviamente stando, come dire, indicando aspetti concreti. Anche questo ho voluto poi portarvi come esempio perché non tutte le opere purtroppo sono sane, e in questo caso l'orazione dell'orto, dopo la rimozione dei ritocchi pelliccioli, della vernice e poi anche dei ritocchi, vedete che qui c'era una parte abbastanza confusa e anche questa parte qui molto ritoccata e alterata. Purtroppo, però da un lato anche per fortuna, abbiamo avuto questa, cioè è risultata questa immensa lacuna, e questo poi ricordatelo perché probabilmente c'è il suo perché, dove però miracolosamente la figura del Cristo è rimasta intatta. Quindi in questo caso il degrado ha coinciso soprattutto con dei colori che sono più deboli, come infatti lo è il verde rame che compone la vegetazione, e le terre scure che invece descrivono le rocce. Anche nella vocazione di San Matteo abbiamo trovato, diciamo, un degrado abbastanza sostanzioso, non tanto nel fatto di lacune che poi erano coincidenti soprattutto lungo il lato appunto sinistro, ma proprio direi a una abrasione diffusa, una sorta praticamente di raschiatura del colore superficiale. E è questa poi la foto appunto che ho voluto portarvi di come lavoriamo dopo restauro. Anche questa è la visione di Sant'Agostino, un bellissimo quadro, uno dei miei preferiti. Volevo farvi notare la verniciatura, ma anche la patinatura, queste parti diciamo di chiazze marroni, ci sono proprio addensamenti di colore che proprio per, diciamo, per gusto del tempo, per gusto della patina, per stare, come dire, per dare altisonanza, no, alla conservazione che tanto la commissione indicava, Mauro Pelliccioli, diciamo, in realtà puliva pesantemente, io lo chiamo a volte appunto, e poi ripatinava con questa verniciatura pigmentata. Questo è il risultato che potete vedere attualmente, è un po' forte sì, però dopo vi spiegherò anche perché. In realtà la visione di Sant'Agostino è l'iconografia stessa che mi ha portato, come dire, con fiducia a rimuovere queste patine, questi ritocchi, ovviamente sempre accompagnati da indagini chimiche che mi hanno supportato appunto in questo tipo di verifica. La visione di Sant'Agostino, sappiamo che San Girolamo appare al vescovo sotto forma di luce e di voce. Quindi è la luce in realtà la protagonista di questo quadro. Il Carpaccio fa queste ombre taglienti che arriva da una finestra a lato, appunto dal lato destro, e inonda e quindi si scaglia sulla parete esattamente di fronte. Sul viso poi ovviamente di Sant'Agostino, e poi vedremo anche sul cagnolino pronto sull'attenti. Questa cosa poi ritornerò sul discorso. Adesso spero mi abbiate un po' seguito, passo al secondo PowerPoint, spero di aver fatto giusto. Ok. È scomparso. Questa seconda parte vedrete un po' più divertente. Allora, ho voluto tirarvi fuori un po' di argomenti, alcuni approfondimenti, perché sennò appunto
Però ci tenevo, scusate se magari l'altra è un po' stata difficile, ma ci tenevo a farvi capire come storico dell'arte, come siete voi, faccio un preambolo prima, scusate, e restauratore devono veramente dialogare insieme ed è una cosa fondamentale se si vuole fare un buon lavoro. Ci deve essere ricerca, approfondimento, conoscenza, quindi quello che vi dicevo prima è molto importante e quindi volevo proprio portare a stimolarvi in questo, cioè anche ad emozionarvi su alcuni dati che possono essere magari noiosi e come poi il restauratore deve ritrovare queste cose. È importante che li ritrovi perché ci dobbiamo mettere umili e critici nel sapere che il lavoro non deve essere un lavoro meccanico, pulisco, stucco, ritocco, ma deve essere fatto con coscienza, cioè quindi con proprio una presa di coscienza e di conoscenza proprio approfondita. Allora, come leggendo e studiando un po' tutta la storiografia in questo tempo, avevo trovato che ci sono un po' degli argomenti insoluti, cioè che alcuni storici appunto si ponevano poi delle ipotesi, che rimanevano ipotesi, e quindi ho detto qual è il momento migliore se riesco durante il restauro, perché abbiamo questa possibilità di toccare l'opera, vederla da vicino, analizzarla, utilizzare le indagini. Ho detto quindi qual è il miglior momento per capire se si possono risolvere, cioè trovare quindi a questi punti interrogativi, trovare delle risposte. Questo primo argomento infatti riguarda come caratterizza le sue firme e in quali opere compare la firma e la data, se appunto rispetto a tutto quanto quello che era stato finora appunto descritto. In realtà, allora, siccome avevo trovato che riportavano anche Victor Venetus, insomma non era proprio, cioè c'erano vari ecco, modi di interpretare le poche lettere appunto che non sono poi del tutto visibili in tutti i cartigli e non tutti i cartigli hanno le scritte purtroppo. E ecco che grazie alle indagini ho voluto chiarire un po' questa cosa. Allora, nella vocazione di San Matteo è diciamo, ovviamente il cartiglio più famoso perché porta la data in maniera molto chiara e netta e anche la firma, quindi Victor Carpathius, perché poi va a capo, qui c'è la H, Carpathius, e Fingebat, questo ce l'abbiamo un po' perché ci aiuta l'unico cartiglio integro e sano che è quello dell'Isola di Sant'Agostino, però senza data. Quindi questi sono diciamo dei capisaldi, cioè una condizione di partenza importante per l'inizio perché abbiamo la data di inizio ciclo e qua siamo un po' tutti concordi, anche perché poi i due temi cristologici sapete hanno quella sorta di blasone, come si dice, sì, di stemma con il reliquario e quindi sono proprio probabilmente associabili all'anno in cui viene donata la reliquia, appunto nel 1502. Anche dell'olazione appunto nell'orto possiamo leggere queste poche tracce comunque e ritrovare di nuovo la scritta Carpathius Fingebat e probabilmente qui ci potrebbe essere appunto Fingebat e probabilmente qui una data, cioè nell'ultimo pezzo qua sotto. Negli altri cartigli non ci sono, vediamo alla fine diciamo il più discusso è questo del battesimo dei Seleniti, perché troviamo sempre la scritta Victor Carpathius, probabilmente c'è scritto Fingebat e poi anzi poi c'è questa famosa sbagliata, questo del funerale appunto di San Girolamo, anche qui compare la data e qua è appena leggibile nel visibile, però è molto più chiara nell'indagine da infrarosso, quindi non c'è, quindi anche qui abbiamo la scritta Victor Carpathius Fingebat e la data. Quindi ecco, stavo dicendo che nel battesimo dei Seleniti questa data è stata abbastanza interpretata perché c'è chi legge appunto una M, una D, e quindi a seconda appunto di quello che si vuole vedere, c'è chi descrive la data di fine del ciclo, quindi 1508 o 1511.
In questo non sono riuscita praticamente a capire ancora, ma non credo, per le indagini che abbiamo un po' già fatto, a sciogliere questo, diciamo, enigma. Però una cosa è certa, la scritta è sempre Victor Carpathius in tutti i cartigli e nient'altro. In alcuni può esserci la parola Fingebat, più chiara o meno chiara, e abbiamo visto la data in quei 3 almeno dipinti appena almeno leggibili. Altra domanda che mi ero posta è appunto quando, appunto in quanto tempo, se in un unico periodo o in 2 tempi, perché anche questo lo trovavo descritto. Allora, in breve vi posso dire che mi sono messa ad osservare i supporti intanto, sono partita dalla tecnica a guardare sempre le opere e fatalità, tutte le opere, come appunto vi ho schematizzato, sono composte da 2 tessuti di lino molto fitti, che dopo vedremo anche nel dettaglio, e hanno un'altezza di circa 70-72 centimetri, quindi vuol dire che, è anche comprese queste più piccole, ovviamente magari leggermente un po' più strette, però solo orientate in maniera diversa. Questo vuol dire che intanto lui ha utilizzato un unico imballo, o perlomeno ha questo imballo di tela compatta, uguale, e la utilizza per tutto l'intero ciclo. Quindi che sia lui o la bottega che prepara questi teleri, non è che posso pensare, cioè, come dire, si possa dilazionare così tanto nel tempo. Ovvio che tralascio motivi stilistici, iconografici, sto parlando solo unicamente a livello appunto di tecnica esecutiva. Quindi trovo che c'è una sorta di coerenza appunto su tutti i teleri, quindi per me vuol dire continuità esecutiva, non quindi interruzione. Della durata, su questa cosa non me la sento di dare, ovviamente solo per questo motivo, ovviamente una specifica attendibile. Non so se sono stata chiara. Ditemi, ma magari me lo direte dopo. Il terzo argomento, che forse è quello un po' più interessante, mi sono posta appunto questo interrogativo, dove siccome appunto trovavo che molti parlavano appunto, partendo soprattutto per Occo, ma prima ancora Ludovico Momenti, a indicare appunto che queste opere prima si trovassero nella sala superiore originariamente e che poi solo dopo il restauro del 1551 appunto le opere trovarono la collocazione attuale nella sala inferiore. Ho iniziato appunto ad avere dei dubbi a riguardo per tanti motivi che adesso vi descrivo. Il primo fra tutti è il rileggere bene, quello che avevano fatto comunque anche gli altri, l'inventario del 1557. Viene descritto così: un quadro da Sozo dell'adorazione di Cristo al monte, che quindi è l'orazione dell'orto, un quadro di Cristo con gli apostoli, probabilmente la vocazione con San Matteo, un quadro di Nostra Donna, potrebbe essere la Madonna con bambino, il quadro di San Girolamo, quindi uno degli episodi, adesso non sappiamo, un quadro di Sant'Agostino, quindi in realtà c'era stato un testo della Ellen Roberts che diceva che appunto finalmente aveva dato questa giusta attribuzione iconografica. Sì, giusto, perché i testi prima lo indicavano come San Girolamo nello studio, però fatalità, stranamente, lo troviamo anche nel primo inventario descritto così, quindi questo è anche molto importante. Troviamo anche però questa cosa molto che ve le ho detto anche prima, un altare di San Giorgi, quindi un altare dedicato a San Giorgio, quindi quello dorato appunto sempre nella sala inferiore, nei banchi appunto attorno e un quadro di nostra Donna da Sozo, quindi di sotto. Nella sala superiore c'era un altare dedicato all'Annunziata, quindi con 3 dipinti, quindi probabilmente sarà l'Annunziata, non sono io a dirlo, lo descrivono, giustamente ci poteva essere una donna con bambino, l'angelo annunziante e l'annunciata. Poi l'inventario anche riporta questo dato molto importante, che sono il soffitto appunto che vi ho detto dorato, quello che poi è stato rimosso, però in realtà poi venduto. Insomma, per far breve, questo inventario cosa ci dice? Che
diciamo, è vero, come anche appunto Patricia Fortini Brown dice che l'unica cosa certa è che giù c'era l'orazione dell'orto, tutto il resto siamo andati, come dire, a ipotizzare, cioè a trovare un'assonanza nella descrizione, ma che comunque ben 7 su 9 di sicuro delle tele di Carpaccio erano quindi elencate nell'inventario del 1557. Voi dite, beh, cosa vuol dire? Nel 1551 le avevano portati giù, certo che c'erano nel 1557, questo non ci dice molto. Nell'inventario del 1608, però l'inventario del 1557 ci ha detto comunque che c'era questo soffitto dorato e c'era appunto l'altare dedicato a San Giorgio, questa è una cosa molto importante. E poi abbiamo anche un inventario del 1608 dove vengono finalmente indicati questi 20 quadri, ma non si dice di chi è l'autore, che invece viene solo indicato nell'inventario del 1785, 9 quadri dipinti da Vittorio Carpaccio, alcuni con la vita di San Giorgio e altri con la vita di San Girolamo e un Cristo all'orto. È vero, non si fa riferimento alla vocazione di San Matteo in questo caso. In realtà, appunto, vi stavo dicendo appunto che la critica moderna appunto dice che quasi sempre appunto quest'opera è un piano superiore e si basano, io pensavo ci fosse un riferimento, una fonte scritta. In realtà non c'è una fonte scritta. In momenti dice semplicemente questo, che furono collocate al piano superiore, illuminate, ma non specifica bene il perché. E invece Perocco afferma questo basandomi appunto, vi ricordate, no? Sul dipinto del battesimo dei Seleniti sagomato, che ve l'avevo fatto vedere prima, e quindi ipotizzando infatti che quest'opera qui fosse stata collocata in corrispondenza alla porta d'ingresso che c'è con le stesse dimensioni, questo è vero, al piano superiore. Però la rilettura appunto delle fonti mi ha permesso adesso appunto di ricostruire questa nuova riconfigurazione che adesso entriamo un po' nel merito. Vi ricordate che vi ho spiegato prima che appunto nella Mariegola, all'atto della fondazione, viene descritto l'ambiente che gli viene dato ai Dalmati nel 1451. Ed è quello che praticamente tuttora appunto rimane, vi ho detto, no? E dice infatti dalla porta grande dinanzi, fin dal canton del muro della porta al quale si accede nella scala dell'ospitale, tirando un muro di dritta, quindi murando quel muro di fronte e mettendo la ditta parte del canton dall'altro lato, quindi aprendo una porta dall'altro lato, quindi sul lato sinistro, che deve essere fatto a spese della ditta. Questi siamo quindi, le dimensioni sono rimaste invariate ancora adesso, quindi ho riportato, sì, sono i metri, non centimetri, 10,50 m e larghezza 7,70 m. E non si fa alcun cenno, anche questo è molto importante, del piano superiore nell'atto appunto della fondazione, cioè lì dovevano stare. Siamo nel 1451. La carta famosa che vi avevo detto che avevo trovato, dove avevano elencato le varie maiestranze, abbiamo trovato appunto che sono tutti questi lavori con intagliator, dorator, cioè chi ovviamente sono pagamenti a coloro che vanno ad eseguire il soffitto dorato, probabilmente l'altare dorato di San Giorgio, e poi invece questi pagamenti al pentore della pala, quello che fa il dipinto su tavola, abbiamo detto, sull'altare. In questo caso, infatti, ecco, ve l'avevo anche riportato, per esempio, in questo punto, vedete come annotazioni molto rapide. Nella sala superiore abbiamo visto che c'era questa, praticamente non si poteva utilizzare, perché dal 1552 fino al 1518 le varie controversie fra il priorato e la scuola sicuramente, cioè come dire, sono anni in cui non poteva poi appunto in questo momento appunto così di contrasto non si potevano quindi non si poteva certo edificare né pensare di ornare con dei teleri, a mio avviso. Infatti tant'è vero che questa controversia si conclude proprio appunto il 5 marzo del 1518
stabilendo cosa? Che questa porzione aggiunta deve avere dimensioni di 3 passi e 2 piedi, quindi circa 6 metri in larghezza, senza contare lo spessore del muro, e 6 passi e 2 piedi in lunghezza, contando lo spessore del muro, quindi 10 metri e 43. Quindi solo nel 1518 hanno a disposizione questo spazio di sopra. E poi in più c'è anche scritto che le modifiche non potranno essere fatte nella parte inferiore, tanto nella scuola di San Giorgio quanto in quello di San Giovanni Battista, fino alla prima travatura, affinché questa, per la sua antica fondazione, non sia turbata nei diritti e nei confini. Cioè, cosa vuol dire? Non si deve neanche sopraelevare né modificare la sala sotto, praticamente, qui, cioè nella travatura, nelle altezze, che devono essere praticamente unite le due scuole, appunto alla stessa altezza. E tutto poi, a spese della scuola, devono essere fatti erigere un muro, che appunto dovevano dividere i due spazi fra il priorato e la scuola. Quindi di fronte a questa cosa sicuramente non poteva certo Carpaccio, secondo il mio avviso, appunto dipingere nella sala superiore. Ma non solo, vi ho detto che in quelle carte a questi pittori, appunto, c'era appunto dalle carte si apprende anche appunto che c'era appunto, abbiamo visto un altare sopra di Santa Caterina. La sala inferiore al tempo di Carpaccio era caratterizzata da questo soffitto dorato alto circa 3 metri, quindi perché avevamo visto prima, più basso, e quindi sicuramente doveva essere lì allocato. Questo mi ero fatta praticamente. E poi in un documento inedito che ho trovato appunto nel 1457 e 1481 ho riportato praticamente questo dato, viene riportato questo dato in cui viene fatto una spesa per al pittore appunto pagati al pittore che dipinta per DT3 e poi anche più sotto infatti anche al pittore che va a sistemare, a cozzare l'albergo della scuola. Quindi vuol dire che in questo arco di tempo probabilmente vengono eseguite delle opere su tavola in fianco all'altare dedicato a San Giorgio. Alla luce appunto di questi documenti, che era quello che vi avevo riposizionato prima, cioè queste due tavole che tra l'altro hanno le stesse dimensioni del fregio, probabilmente si trovavano ai lati dell'altare, al centro appunto a San Giorgio, all'interno di questo altare dorato ligneo, e tutto questo andava a ornare, forse con delle scene anche del martirio di San Giorgio, come abbiamo trovato appunto nell'inventario del 1557, andava a ornare la parete della controfacciata. Quindi tra il 1451 e quindi il 1502 di sicuro con tutti questi pagamenti effettuati appunto il Carpaccio si trova appunto il soffitto ligneo dorato, il tondo e tutta la parete praticamente di fondo bella e decorata. Sicché cosa gli hanno commissionato? Facile quindi ad arrivare a presupporre che a lui spettassero gli altri lati della stanza. Infatti ho voluto riportarvi un altro dato. Nel disegno del Trionfo di San Giorgio, che è alle Gallerie degli Uffizi, qui sotto in autografo c'è una scritta autografa ed è scritto piediese e mezzo scarso, 10 piedi 10 e mezzo scarsi, che sono corrispondenti circa appunto a 357 centimetri. Fatalità, questi corrispondono esattamente, dico esattamente, alla parte di pittura a vista. Dico questo perché tutti i teleri, questa è una cosa che è abbastanza singolare, hanno la parte pittorica che si interrompe, quasi come facevano i pittori su tavola. Cioè la parte diciamo di bordo che vedete in tutti questi poi esempi che vi ho riportato, appositamente Carpaccio non li va a dipingere perché lui si misura perfettamente l'ambiente, definisce che cosa doveva dipingere e sa cosa viene coperto dalle soase che abbiamo letto prima esserci appunto nell'inventario e anche nelle descrizioni delle spese. Per cui ritorno indietro, prima una progettazione di quello che deve fare, in questo caso tra l'altro vedete che poi non è nemmeno quella definitiva, quindi misura perfettamente. E come le misura? Adesso andiamo un po' a giocare, tra virgolette. Allora fa il San Giorgio, il drago e il trionfo della stessa dimensione, perché sono dimensioni uguali.
sempre la stessa altezza, perché stiamo parlando di un fregio, e li posiziona praticamente a sinistra della parete. Sì, adesso guardate che passo un po' avanti, ed è qui l'idea che io ho voluto poi proporvi. E conclude la scena del battesimo dei Seleniti, che non ha la stessa dimensione nemmeno del Santrifone, perché hanno dimensioni diverse, quindi conclude quello che gli manca a concludere la parete con questa scena, che sappiamo che la deve sagomare, ridurre, e quindi dà un'iconografia tutto sommato, quindi giustifichiamolo forse per questo, meno felice di questi due che sono invece strepitosi ovviamente nella costruzione anche prospettica. Questo tipo di spazio, diciamo, ecco, corrisponde esatto, come aveva giustamente indicato il Perocco, alla dimensione della porta che c'è al di sopra del piano superiore. Traslata ora in questo tipo di ricostruzione, in questa posizione, esattamente distribuendo gli spazi più o meno immaginandoci una colonnina, perché le colonnine c'erano alla fine sempre, in questo caso abbiamo semplificato la ricostruzione. Poi cosa fa? Passa alle storie di San Girolamo, e qui forse do ragione agli storici che parlano appunto di prima l'esecuzione di queste opere e poi di quelle di San Trifone del battesimo dei Seleniti. Le fa tutte e tre uguali, distribuisce quindi questo tipo di iconografia. Vi ho detto che abbiamo un'altezza di quasi 2 metri, di quasi appunto di 3 metri, non di 5 come adesso, quasi 5, no? Di 190 appunto un po' più basso, questo rendering è già stato abbassato. E completa l'ultimo spazio col Santrifone, che infatti ha la dimensione giusta, con appunto calcolando quei 20-22 centimetri di lesena, per appunto completare la nostra parete di sinistra. E i cristologici e la Madonna dove li mettiamo? Se noi osserviamo, e prima avevo detto appunto, la vocazione di San Matteo e l'orazione nell'orto, avevo detto che differiscono in dimensioni. Questa era stata appunto, è di 106, mentre questa appunto è di circa 10-12 centimetri più larga. Molto strano per essere due dipinti cristologici dipinti nello stesso momento, con lo stemma che addirittura appunto li riporta nella stessa fase, nella stessa data, quindi abbastanza strano. Così strano che addirittura Paolo Fabris aveva messo l'aggiunta, tanto perché gli dava fastidio questa cosa, no? E allora, tornando indietro, c'è un suo motivo, perché Carpaccio ha tutti i suoi motivi giusti. Allora, intanto l'evocazione di San Matteo viene prima come tema rispetto appunto all'orazione dell'orto, e quindi l'ho posizionato a sinistra della porta. In questo caso abbiamo la Madonna e l'orazione dell'orto che possono benissimo appunto trovare lo spazio nella nostra controfacciata. La Madonna ha delle dimensioni leggermente più piccole, ma è facile immaginarla in un'edicola, cioè in un contesto architettonico di cornice un po' più importante. Era l'inizio e la fine della narrazione del fregio, cioè anzi diciamo, l'apertura, da una parte vai alle storie di San Giorgio, dall'altra di San Girolamo. San Trifone ha un solo episodio, quindi non è vero che ne aveva 3, è un santo sì che mettono perché era un po' collegato proprio a racconti, diciamo, più che altro come si dice, alla missione, scusate, ecco, della confraternita, perché lui esorcizzava soprattutto le donzelle possedute, e la confraternita dava e donava le doti alle donzelle purché loro non facessero altri lavori per strada. Quindi cioè, c'era appunto, comunque San Trifone esorcizza solo, per cui quello è un esempio sufficiente per descriverlo. Quindi non c'erano altri, a mio avviso non c'erano altri episodi, e non c'era nemmeno lo spazio di sopra eventualmente per immaginarli, ecco, per trovare, come dire, la trilogia anche sul San Trifone. La cosa invece che volevo farvi anche notare è come se noi dovessimo adesso andare lì alla scuola e immaginare i quadri, di vederli almeno circa 190 centimetri più bassi, potremmo avere innanzitutto una visione prospettica molto più attendibile, cioè come dire,
anche, come dire, anche più casalinga, come anche, cioè, come dire, ti senti anche molto più coinvolto dalle storie appunto di questi santi. Ma la cosa più importante è anche, volevo farvi notare, come se la visione di Sant'Agostino appunto come è tuttora oggi appunto collocata in fondo nella parete appunto di destra, ha proprio l'apertura alla luce da questa che comunque c'è tuttora e c'era anche prima, che fungeva da, come dire, da finestra, che in realtà è una finestra sulla porta, ma comunque dava possibilità di illuminare ulteriormente la sala, perché sennò sarebbe stata molto buia con una sola porta d'ingresso. Per cui c'è questa anche importanza da parte del Carpaccio, a mio avviso, appunto di studiare le fonti di luce, oltre che la disposizione degli spazi. Cos'altro ci può suggerire il fatto che queste opere fossero nella controfacciata? È l'unica parete, torno un attimo indietro, esposta all'esterno. Le altre sono pareti interne. Quella di sinistra non è una parete esterna, c'è un'altra parete, perché se voi andate c'è la scala che porta su, è un intramezzo. Quindi sono opere che sono soggette a fessurazioni, fratturazioni della parete, insomma, sappiamo che anche noi lo sappiamo come restauratori, che più umidità, sono vicino alle finestre, all'apertura delle porte, quindi sono quadri che sono stati destinati ad essere particolarmente compromessi. Per cui, ecco, spiegato perché questo quadro è molto rovinato magari sui lati e lungo i lati, perché è molto abraso, la Madonna decisamente rovinatissima e anche questo danno, come abbiamo potuto vedere. Sì, questo ho voluto farvi anche notare, questa cosa un po' particolare, cioè che nella vocazione di San Matteo, tra l'altro è stato anche importante ritrovare questo dato, il bordo superiore e il bordo laterale destro, vedete, erano stati sin dall'origine probabilmente ricoperti dalla cornice, quindi c'era forse stato appunto un aggiustamento, ecco, nell'altezza, infatti sono anche leggermente un po' più grandi, probabilmente appunto la cornice proteggeva questa parte del colore che si è molto ben conservato. Vedete come purtroppo questa lacca viola è più vivace rispetto appunto al verde. Un'altra cosa che qui mi sono fatta un po' suggestionare, ma comunque ho voluto riportarla lo stesso, è questo, diciamo, disegno del filosofo nello studio, e che riporta appunto come poi viene descritta la porta nella visione di Sant'Agostino, ma anche troviamo esattamente la scala, che in realtà ora c'è questa scala, perché nella mia ricostruzione non è stata, come dire, una cosa, come dire, non l'ho messa lì a caso. Se noi, se venite in scuola e vi fanno aprire la porta che adesso porta ai servizi, c'è una scala che in realtà è rivoltata, no? Dalla parte opposta, scende per andare al bagno. E sono proprio quei 2 o 3 scalini. Probabilmente c'era quei 2 o 3 scalini, sono gli esatti scalini che prima in realtà era la prima rampa per poi accedere a un piccolo pianerottino e poi alla rampa di risalita. Quindi questo forse non ve l'avevo detto, per ritornare al rendering, appunto, diciamo, ecco qua. Questa era appunto, c'è tuttora, perché porta al bagno, che c'è un piccolo bagno angusto dietro questa parete. Poi qui c'era appunto il pianerottolo, dove ora c'è la scala monumentale, e poi si accedeva su. Quindi questa era un po' l'idea, che forse c'è, come dire, riporta, così come riportano la porta, le porte anzi, nella visione di Sant'Agostino. Ultimo argomento, spero di farvi resistere, dai, però anche questo è divertente, è per farvi vedere il processo creativo del Carpaccio. Allora, già un po' ve ne ho parlato, quindi corro un po' veloce, ma attenzione perché qui magari ci possono essere come dire, darvi dei suggerimenti poi sull'interpretazione del ritratto di questo cardinale. Questo è il famoso disegno che si trova al British, che cortesemente Save Venice mi ha concesso di mettere nella slide. Quindi partiamo dal punto di vista, partiamo dal primo idea, no? Dalla prima idea che ha, quindi del primo progetto.
Dopo cosa fa? Abbiamo visto che lui cuce questi due tessuti, in questo caso, in questo dipinto li fa orizzontali, ho preso la visione di Sant'Agostino come esempio, vedete com'è fitto a questa armatura di tela di lino, ci stende sopra una sottile preparazione di gesso e colla, eccola qua, vi ho portato due stratigrafie d'esempio, in questo caso una bellissima laca rossa o un verde rame con il giallo di piombo e stagno, sono colori tipici del Cinquecento. Dopo inizia a trasportare il suo disegno, mentre prima era il prototipo, qui inizia e trasporta il disegno. Che cosa ci dice in questo caso? Vi ho portato questo perché poi troviamo delle piccole aggiustamenti, poi io chiamerò. Il primo, più simpatico, è questo. Se nel disegno avevamo visto che c'era una sorta di musteride, un armellino, c'è ancora, quindi lui lo disegna, attenzione che quindi lui la disegna nel primo pensiero, quindi nella prima trasposizione del disegno, ma che poi modifica, addirittura quasi, vedete, quasi arriva quasi a dipingerlo, modifica vicino quando appunto sta colorando, praticamente quando sta stendendo il colore e decide di fare un cagnolino ritto, no? In piedi, con le zampe in piedi. Ma però cosa osserviamo ancora qualcos'altro? Nel disegno del British abbiamo questa bozza, no, di immagine che, se fate attenzione, ora ve lo segno, ritroviamo un po' anche qui. Quindi anche qui lui riporta questo primo, diciamo abbozzo di volto senza barba, neutrale. E poi cosa fa? Fa la barba, anzi, prima, poi vedremo, fa anche la veste, cioè in realtà appunto con la veste, fa la barba talmente scura che non gli importa nemmeno di andare a coprire di nero, come dire, come il colletto poi della mantella che aggiunge dopo, quel colletto rosso cardinalizio della tonaca. Infatti, il primo nel prototipo del British troviamo che il cardinale, in questo caso perché ha la veste rossa, ha la veste, poi la tunica, la veste bianca, sì, la tunica rossa e la veste bianca, e poi in un secondo momento gli mette una mantellina nera, al punto tale, appunto, vi ho detto che e gli cambia anche il colore, perché prima era rosso, appunto, del suo berretto. Quindi ci sono questi importanti aggiustamenti. Ecco, quello che poi si è voluto fare adesso, ritorniamo appunto, conosciuto questo, che cosa può fare il restauratore su una barba molto abrasa? La può fare scura scura nera, perché prima era scura scura nera, ma come faccio ad andare a ritoccare sopra magari anche una parte abrasa del carpaccio? Non posso. Per cui come aveva fatto comunque giustamente anche il Pelliccioli, lo lasciamo leggermente a brasa, lasciamo vedere le sue pennellate, andiamo a intonare nelle parti più chiare. Anche queste sono delle aggiunte, ovvero se nel primo prototipo la pedana è vuota, lui inserisce un libro di canto, altri testi, ma inserisce soprattutto questo sigillo dove ci dovrebbe essere, ma purtroppo è poco leggibile, un'immagine che ci farebbe direttamente capire che è forse il vescovo o il cardinale rappresentato, Bessarione, cardinale Leonino, tutti poi, cioè qua io non mi addentro, do delle indicazioni. Passiamo poi invece a sempre un altro esempio, la vocazione di San Matteo. In questo caso non abbiamo il disegno, non esiste purtroppo, però possiamo vedere che qui, anche qui ci sono delle cose un po' curiose, ovvero che tutti i personaggi sono stati creati, disegnati, fuorché uno che è stato aggiunto. Vedete che questo appunto un po' stempiato è stato appunto aggiunto perché sotto abbiamo l'architettura, le linee costruttive dell'architettura. Ma non solo, anche su questo gruppo di personaggi qui abbiamo una sorta appunto di modifica, fatalità, come giustamente la letteratura descrive. Ci sono due ritratti che ci possono anche stare. Abbiamo uno con questo viso abbastanza quasi come se fosse stagliato come di profilo, come una sorta di medaglia, e un naso aquilino abbastanza, cioè che caratterizza probabilmente un guardian grande. Di questo praticamente si è fatto il nome di Sebastian Michel, il priore, però molti poi l'avevano anche scartato, perché se nel 1502 c'è la famosa lotta fra priorato e scuola,
forse non è possibile che il Carpaccio lo raffiguri e lo rappresenti. Però non è, appunto, qui alzo le mani perché è vero che porta la data 1502 Cartiglio, però anche storici hanno anche forse giustamente anticipato l'esecuzione magari all'anno prima, e quindi la figura del priore che praticamente magari si vogliono anche ingraziare potrebbe anche starci. Però allora a questo punto per me è scattato quindi l'analisi di questo profilo. E cosa mi hanno detto le analisi e anche l'osservazione più ravvicinata e soprattutto l'immagine fotografica? Che questa zona che poi vi ho segnato corrisponde intanto a un ritocco molto antico, molto tenace, con colori che abbiamo indagato, simili a quello del famoso innesto. Quindi potrebbe essere un ritocco appunto addirittura della seconda metà del Cinquecento, quindi veramente fatto a olio, molto tenace. Mi sono messa a confrontare i due ritratti. Questo è il ritratto appunto di Sebastian Miguel del battesimo di Cristo, attribuito a Giovanni Bellini, che si trova appunto sull'altare della chiesa di San Giovanni al Tempio. Non c'è una grande, è vero, cioè non sono identici, però c'è una somiglianza nel profilo, nel mento, forse molto più veritiero, più attendibile nella ritrattistica al Bellini, che sia lui piuttosto che il Carpaccio, magari però sappiate che il quadro è molto rovinato, vi avevo detto prima. Quindi bella cosa, io ho fatto vedere questa ridipintura perché se noi immaginassimo di doverla rimuovere, perché non la voglio rimuovere perché per me è un reperto, perlomeno di camuffare, quello sì che si può fare, di integrare, se c'è un supporto che mi dice, diciamo, anche di fonti, questo è un discorso ancora aperto perché si potrebbe andare a vedere appunto anche le fonti che sono nell'archivio di Stato. Il raffronto, quindi questo diciamo tipo di ritocco mi viene abbastanza facile pensare che sia appositamente messo per non farlo vedere calvo. È abbastanza riconoscibile in questo caso, non so se mi sono spiegato. Quindi potrebbe essere Sebastian Michele se io tolgo la ridipintura e lo rendo calvo, però non ne sono, cioè, noi abbiamo visto che se facciamo un prelievo qui c'è comunque dell'incarnato sotto, però potrebbe esserci comunque dell'incarnato sotto anche se ci avessi i capelli dopo anche sopra e se fosse stempiato semplicemente. Quindi è calvo e bisogna rimuovere la ridipintura ed è quindi Sebastian Michel come quello del San Giovanni al Tempio, appunto il ritratto del San Giovanni al Tempio, oppure è un altro personaggio, è semplicemente stempiato e quindi dobbiamo lasciarlo tale. Quindi questo è abbastanza difficile ancora da definire e in effetti è un discorso ancora aperto anche e l'abbiamo appunto ritoccato al momento, è stato fatto semplicemente una copertura perché era invasiva questi ritocchi posticci, tra l'altro quasi buttati là, non fatti proprio da una mano esperta, se notate, è fatto appunto da qualcuno che vuole forse appositamente un po' nascondere l'immagine. Invece in quest'altro appunto dettaglio volevo farvi vedere esatto che prima c'era una sorta sempre di figura maschile, forse anche questa un po' calva, e viene poi nascosta completamente da questa figura dal naso aquilino. Ecco, concludo mettendovi praticamente un po' il gruppo di lavoro e soprattutto ecco, ridicendo che tutto questo grosso impegno che stiamo affrontando è commissionato da Save Venice e il restauro che stiamo eseguendo è in onore appunto di Patricia Fortini Brown, questa famosa storica dell'arte che si è occupata e si occupa tuttora ancora molto di Carpaccio. Ovviamente siamo seguiti dalla soprintendenza oppure dall'ufficio dei beni ecclesiastici, siamo anche seguiti dal gruppo dei chimici, dei fisici delle gallerie dell'Accademia, questo l'abbiamo fatto anche appositamente per trovare un dialogo, un discorso di corrispondenza con i risultati che loro hanno avuto con il restauro della Sant'Orsola e quindi ecco questo è un gruppo appunto di tecnici e di storici dell'arte che mi supportano e tuttora continuano appunto a seguirmi nel lavoro. Ecco, vi ringrazio.
Grazie infinite Valentina per questa ricchissima presentazione. Io sono certa che ci saranno molte domande e curiosità, quindi non vorrei occupare la scena. Io ho molte domande, ma sto zitta per adesso e lascerei quindi la parola all'assemblea o a chi ci segue da casa. Non posso credere che non abbiate domande. La chiedo io. Prego. Intanto una curiosità, le opere nostre, i dipinti nostri che ci sono nel Veneto, nel Friuli, vengono restaurate da restauratori italiani oppure qualche volta c'è anche, poi vi spiego perché questa domanda. Nel suo territorio, nel Friuli, mi sta chiedendo, o in genere? Sì, scusi. No, sì, in genere volevo dire, perché poi era specifica, volevo chiederle sul Pordenone, un'opera che ho visto recentemente, ma allora, nella mia, diciamo, personale esperienza, visto che vengo anche dalla scuola dall'ICR, che forma anche restauratori stranieri, molto spesso i restauratori stranieri non se ne tornano a casa, se ne rimangono in Italia, perché c'è tanto lavoro, cioè ci sono tante belle opere, quindi magari se c'è qualche restauratore, in questo caso straniero, ce ne sono tuttora di bravi, per esempio che collaborano anche in ditte famose, quindi che erano anche i miei compagni di classe, cioè ci sono appunto anche stranieri che però in realtà sono anche, come dire, ormai stanziati in Italia. Se qualche gruppo è di confronto, quello più che altro succede all'interno dei laboratori magari statali o convenzionati, diciamo che per quello che so io, rimango sempre nella mia esperienza. Quindi ci possono essere queste, diciamo, unioni, soprattutto anche con la Spagna, anche Valencia è un'ottima scuola, e comunque rimangono sempre appunto legate a questo tipo di dialogo fra scuole o fra centri, che può essere l'Opificio di Pietre Dure, così come Venaria, cioè quindi sono o il Vaticano, che hanno le loro sedi, i loro laboratori, e quindi sono aperti anche a questo tipo non so se sono stata utile. Sì, no, perché studiando andando a vedere il Pordenone, sono andata a vedere alla parrocchiale Susegana, che è splendida l'opera del Pordenone. Viceversa, sono andata al Duomo di Pordenone, e invece la Palla della Misericordia, non so se, perché adesso non so se lei ce l'ha presente, no, ho capito, sì, però purtroppo, a mio avviso, non è stata restaurata bene, nel senso che la stessa mano dell'artista, più o meno nello stesso periodo, non può aver dipinto tanto bene una e molto meno bene l'altra. Cioè, quindi mi sono chiesta, è il Pordenone che dipinge meno bene o in realtà è il restauro? E allora per quello le ho fatto la domanda, perché mi pareva che fosse determinato, purtroppo un restauro, a mio avviso, che non ha dato volume, che non ha dato, capito? Quello che intendo dire. Però non so, il Pordenone è un autore molto importante, molto difficile a livello, come dire, anche di realizzazione, cioè c'è uno che proprio fa le cose anche molto velocemente, cioè non è così, come dire, ci vuole appunto approfondimento e conoscenza, quindi questo gliene do atto. E purtroppo l'unica cosa che a volte posso dire, ecco, per quello che continuo a dire, dialogare molto, dialogare tanto, noi restauratori, perché mi considero più restauratore che storico, è un supporto in realtà alla storia dell'arte, anche se mi piace moltissimo, e dialogare molto con gli storici, perché così alla fine si possono trovare appunto degli aiuti, no? Perché magari c'è il restauratore abbandonato, magari non sa, oppure viceversa, gli viene imposto di curare troppo un dettaglio, di chiudere troppo, cioè questa cosa qui purtroppo a volte può capitare. Per fortuna, visto che si tratta di ritocco, è una cosa che si può rifare. Quando infatti io dico sempre, cioè quello, noi adesso siamo abituati a
a usare il digitale, ma non solo le nostre macchine fotografiche che stanno diventando di volta in volta con fotografie sempre più ad alta definizione. Ora abbiamo i telefonini sempre più ad alta definizione e fotografiamo tutto. A volte comunque il fotografare come dire, ti polarizza, no? Ti fa vedere, come dire, dei dettagli in sovratono, in toni diversi, che non è quello che poi noi poveracci con la nostra lampada e con le nostre lenti riusciamo ad ottenere, perché un conto è zoomare una foto, un conto è lavorare su una lacuna dove non posso zoomare la lacuna per farla meglio e poi la faccio rientrare, facendo appunto. Quindi dobbiamo anche capire i limiti di un restauratore, che ce ne sono tanti, e quindi la cosa che se è finalizzata al ritocco e all'integrazione, per fortuna si può rivedere, perché sbagliare alla fine cioè, si può anche fare, è pulire che bisogna stare attenti. Per quello che dico, pulire sì, documentarsi bene. Io sono per quelli che è bello lasciare la storia conservativa, spero di avervela, non so, forse spiegata non tanto bene, però di farvela capire quanto per me è importante. E perché in un futuro io mi immagino un altro restauratore che si rifarà il percorso, magari avrà la fortuna di trovare altre fonti e ricontinuerà questa cosa, come dire, a crescere, quindi lasciamoli e magari abituiamoci anche a non vedere le opere sempre perfette, perché molto spesso, proprio per per quello che hanno subito, ci sono opere che sono talmente abrase che io non posso ritoccare tanto, cioè vado troppo sopra all'originale e non posso nemmeno verniciarle perfettamente, perché magari hanno delle parti che lo stesso autore ha lasciato più abraso, lo stesso autore magari ha curato meno e allora lì la vernice magari ha un assorbimento diverso. Come ora abbiamo vernici con basso peso molecolare, sono dei sottili praticamente film che noi diamo di protezione, non sono più le vecchie vernici che davano una sensazione omogenea, pesante. Ecco, quello crea adesso magari delle difficoltà a chi magari dice, ah, guarda, c'è un opaco, ah, guarda, è disomogeneo. Ecco, io cerco invece adesso di educare voi a tollerare determinati difetti, che non è quello che lei indicava, però sto dicendo che ci sono delle cose che anche noi adesso abbiamo questi LED come luci, capisce? Cioè, ci sono delle cose che anche noi ci troviamo in difficoltà a volte illuminarli bene, infatti adesso la scuola dalmata avrà bisogno di una nuova illuminazione. Quindi ci siamo resi conto che però questa non la facciamo adesso, aspettiamo che sia finito il ciclo, utilizzeremo sempre questi paralumi di Mariano Fortuny e metteremo appunto delle lampade diffuse che diano una sensazione comunque morbida, perché questa era la visione che aveva il Carpaccio, di un effetto morbido solo con 2 puntate di luci, con delle lampade ad olio che ha i costi di quanto pagavano ed era quello con il quale venivano illuminati. Questo per dire che abituiamoci, insomma, per carità, ecco, questa cosa si può forse rifare se lei ha ragione, che, come dire, sì, nel senso che è un suo parere, è un suo gusto, appunto, nel senso, dopo, niente. Non so se è da casa neanche. Ah. Vabbè. No, ce n'è una. Salve. Scusi. Volevo chiedere se la scelta, per esempio, mi pare la scelta verso alcuni interventi più intrusivi rispetto che ad altri, per esempio come nella visione di Sant'Agostino, che mi pare di aver visto che insomma i colori sono cambiati molto particolarmente. Se la scelta di ottenere questo tipo di colori sia stata presa principalmente da lei o discussa insieme all'equipe o discussa anche insieme proprio a chi si occupa della scuola di San Giorgio. Grazie della domanda, sì. Assolutamente questo tipo di intervento viene sempre messo, è sempre una decisione corale, come appunto come prima nel gruppo di lavoro che vi ho fatto vedere. Io indirizzo ovviamente da tecnica
e la indirizzo avvalendomi di ovviamente dati scientifici. Siccome siamo partiti, a dire il vero, per questo restauro, diciamo che il punto di partenza è stato proprio aver notato su parecchi dipinti la caduta della pellicola pittorica di piccole lacune, e abbiamo cercato di capire il perché. Il perché ci siamo arrivati ed è che la vernice che c'è sopra di pelliccioli è molto spessa, ma non solo, cioè è troppo spessa. Non solo, è che la pellicola pittorica sua è sottilissima, è proprio uno strato leggero, anche la preparazione a gesso e colla è molto sottile, per cui facilmente, come dire, impoverita anche da tutti i vari trattamenti che avevano subito nel tempo, perché sempre pulivano e lavavano i quadri, quindi essendo, questa è una tempera uovo tra l'altro, non ve l'ho detto. Quindi volevo arrivare al punto di dire che l'hanno anche consolidato con colla, l'hanno anche dato la colla per foderare, quindi c'era uno strato di colla che a un certo punto, questa sta in realtà collassando, nel senso sta trascinando, praticamente sta attirando in fuori il colore, quindi prima come dire, lo raggrinza e dopo il colore cade, cioè lì lo sta rendendo decoeso. Era per farvi un po' capire. Allora cosa è successo? Che noi dobbiamo assolutamente arrivare a intervenire, a rimuovere questa colla, cioè rimuovere la vernice, rimuovere la colla che c'è sotto la vernice, per poter garantire di nuovo l'adesione del colore, cioè fare in modo che questo poi non si verifichi più. Arrivando a quel punto lì, è ovvio, ci siamo resi conto, e poi dalla documentazione, che forse lì sono andata un po' veloce, Mario Pelliccioli ha usato la caseina. Ha usato la caseina e non l'olio, perché giustamente lui aveva capito che il quadro era tempera, non era olio come magari la Sant'Occia, quindi usa proprio una tecnica che lui la vuole considerare quasi, diciamo, simile, no? Cioè diversa ma simile, coerente con la tempera, che non sia lucida fondamentalmente. Ecco che bisogna andare a rimuovere queste cose e arrivare appunto a quel punto tale, quel punto di borderline, io lo chiamo, che infatti purtroppo noi adesso andremo a velare, per esempio soprattutto in corrispondenza dell'azzurrite, ma anche di quei verdi, anche nella visione di Sant'Agostino ci sono, e che adesso in realtà poi è la foto, sai, che esagera un po' nei toni, quella sorta, perché quella specie di colla ormai è assorbita dal colore, quello è un punto di non ritorno. Quando la colla viene assorbita dal colore, che per me è compatibile con la tempera, non puoi più rimuoverla. Per quello che dico, cioè ci sono dei passaggi sempre in sospensione, sempre con velatini e gel, proprio per fare in modo che non sprofondi il solvente e non vada a intaccare praticamente gli strati originali. Ti blocchi un po' prima. È vero, cambiano questi toni di colore, se ne discute sì con la committenza, che però loro come dire, da giuste persone umili dicono no, non sono nessuno, e alla fine il dialogo lo fai con i funzionari della soprintendenza, gli addetti ai tecnici, e anche con un valido supporto che mi sta dando lo sponsor, perché lo sponsor non è soltanto chi paga, perché Save Venice è un'organizzazione ormai consolidata, ben strutturata, nella quale ci sono dentro personaggi storici dell'arte anche di un calibro importante. E si è fatto, vi ho detto, un raffronto anche con i restauri della Sant'Orso, abbiamo trovato anche delle corrispondenze, e poi non dimentichiamo che la storia dell'arte ci aiuta, perché Carpaccio non è un pittore tonale ambrato, è un pittore dei colori vivaci, ama il dettaglio, ama le minuzie. Se voi guardate la visione di Sant'Agostino ci sono delle cose pazzesche, cioè addirittura dovevo guardare con la lente perché rischiavo di andare a velare una pennellata di giallo che in realtà pensavo fosse bianco, io da ciecata che sono. Quindi la questione è proprio valutiamo un po' tutto, valutiamo dove possiamo arrivare, cioè lasciamo se non posso, se è il caso di lasciare per motivi conservativi, storici, conservativi, la storia del tempo, lasciamo se non posso rimuovere, e però diamo un'armonia, sì, che questa però viene anche decisa. Anche Pelliccioli probabilmente si era trovato i tempi a decidere la stessa cosa, però si trovava in un momento storico particolare. Tra l'altro aveva fretta, vi ho detto che ha fatto un intero ciclo con 3 persone in 3 mesi, cioè, ma che avrà fatto? Questo, spugna e vernicio e pigmento. Quindi
ci sta, cioè è che in realtà non è una critica a come si lavorava un tempo si lavorava così, anche mio padre fa parte della vecchia generazione, aveva tutt'altri metodi di restaurare, di integrare, capito? Si usavano il pennello così da lontano, quello lungo, adesso siamo lì con la lente, capito? A beccare il punto preciso, cioè per fortuna, per carità, non è che non so se sono stata... Grazie Niente. Valentina, ci sono molte domande da casa, quindi lascio la parola a Elia. Sì, buonasera. Allora, Carolina De Zordi le chiede se le è mai successo di scegliere di non intervenire per non rischiare di, tra virgolette, rovinare un'opera. Sì, sì, certo. Era un po' questo anche l'esempio, ma anche in altre opere questo succede anche molto nel contemporaneo, per esempio, quindi, perché ci sono certi materiali che non sai nemmeno tu, cioè nel senso, puoi fare per esempio tutte le indagini che vuoi, ma l'artista contemporaneo, per esempio, lavora in un punto, poi già in un altro ha già cambiato la tecnica. Noi le etichettiamo come tecnica mista, ma il restauratore rabbrividisce. Quindi, per esempio, in quel caso, proprio nel contemporaneo, mi capita molto spesso, infatti io ho dato la regola del buonsenso, cioè il buonsenso è minimo indispensabile per conservare l'opera, cioè quindi se c'è un taglio, per carità, se c'è, capito, una rottura della cornice ancora, però se uno dice lo voglio più bianco e non ci riesco, come mi è capitato un taglio di un Fontana, c'è chi lo ridipinge e diventa perfetto, un Bonalumi, invece un altro, capito? Ecco, lì ti cioè, ci sono delle cose in cui sì, mi è capitato di non intervenire e a quel punto io non lo faccio. E poi anche Tommaso Fontana scrive: buonasera, innanzitutto vorrei ringraziarla per l'intervento e le chiedo se la campagna di restauro e di studio confluirà in una pubblicazione e quando le opere torneranno ad essere completamente esposte in scuola. Le opere sono esposte sempre, rispondendo subito a questa, sono sempre esposte in scuola perché io faccio, diciamo adesso forse è un momento meno fortunato però, perché faccio un'opera per volta. Adesso ne sto facendo 2, ma è un caso particolare perché sto facendo un'opera grande e l'orazione dell'orto che è molto rovinata, per cui per non bloccarmi vado avanti un po' in 2. E quindi voi potete, cioè possono comunque, si può comunque venire, cioè è visitabile la scuola tuttora. Per la pubblicazione sicuramente stiamo pensando a fare qualcosa sia a fine ciclo e appunto rendere poi queste informazioni probabilmente sempre con lo stesso sponsor che ha già curato una bellissima guida sull'itinerario di Carpaccio fatta da Gabriele Mattino e dalla stessa Patricia Fortini Brown e quindi insomma, sicuramente volevamo fare anche qualcosa di più tecnico visto insomma tutte le conoscenze che stiamo ricevendo. Posso fare anche una domanda? Come no? No, allora a me è interessato molto, non so se ho capito bene, altrimenti le chiedo di correggermi, insomma, la questione del telaio, insomma, del telaio probabilmente unico, insomma, su cui Carpaccio deve aver lavorato. Ah sì, Ecco, questo quindi avrebbe anche, come dire, delle conseguenze pratiche, tra virgolette, come immagino io che la scuola abbia comprato un unico telaio su cui Carpaccio ha poi lavorato in un tempo, diceva lei, relativamente... Ah, no, ho capito cosa... sì, il telaio della tela, dici... Sì, c'è delle dimensioni, l'imballo, so scusami, l'imballo, perché forse sì. mi sono spiegata male. Cioè, l'imballo aveva questa dimensione del telaio quando fai, no? Okay. Cioè, unico. Quindi probabilmente lui... Cioè, allora, qua possiamo anche fare a dire, magari c'è una... Io posso solo dire che c'è una continuità perché usa lo stesso imballo, o perlomeno non posso credere che tra il 1502 e il 1511, sono tanti anni, cioè c'ha una, come dire, nella sua bottega c'ha tutti questi imballi, oppure riprende sempre cioè lo stesso imballo con la stessa altezza dei 70-72 centimetri. Quindi vuol dire che c'è per me una continuità, perché mi risulta un po' difficile, possibile, ma un po' difficile adesso in così tanto lasso di tempo, o perlomeno con delle interruzioni che magari invece negli albanesi non li usa. Già questo si potrebbe fare come raffronto, no? Perché dico, ci sono i telai degli albanesi nel mezzo, andiamo a vedere come fa gli albanesi, o come
Sant'Orsola ho visto che invece usa vari tipi di tessuti e quindi non ho trovato questa corrispondenza. La questione invece forse del telaio, non so se poi lì sono stata poco chiara, era invece sulla struttura del telaio oppure era questa la risposta? No, era questo. Okay. Forse non avevo capito bene io. Era questa, sì. Non so darti una risposta precisa, però a me fa ipotizzare che ci sia una continuità esecutiva, il fatto che siano tutti con la stessa preparazione, la stessa pH poi sopra la preparazione del gesso e colla. Hai capito? Adesso però a mano che finisco il ciclo, se ho sorprese, sono pronta a rimangiarmi quello che ho appena detto. Grazie. Niente, a voi. Ancora domande da casa? C'è una pubblicazione. Abbiamo Sì. Allora vado io. Allora, intanto la ricostruzione della disposizione del ciclo mi sembra assolutamente convincente. Cioè, io sono praticamente sicura che tu hai ragione e quindi complimenti veramente, anche perché collocare l'orazione nell'orto e la vocazione di San Matteo sul muro d'ingresso è quel che spiega non tanto la discontinuità narrativa, perché abbiamo visto che appunto no, Trifone e Gerolamo si mescolano, quanto proprio il cambio di formato, cioè, e anche il fatto che sia un formato così ridotto, cioè sta perfettamente bene dove l'hai messo tu. Io penso che tu abbia proprio ragione. Ti volevo chiedere, il Sant'Agostino, Sì. è possibile nella tua ricostruzione immaginare un'inversione tra i funerali e la visione? Oppure, siccome ci stanno le finestre, dobbiamo immaginare che questa, cioè che la luce naturale in qualche modo... Sì, io penso che proprio la collocazione sua sia sempre stata quella che ancora adesso lo vediamo, solo che è un po' più alto. E poi a proposito sempre della vocazione di Sant'Agostino, della visione di Sant'Agostino, non ho capito una cosa, la mantellina quindi era rossa in origine, così come la berretta? Sì, è vero, sono stata un po' veloce lì in quel passaggio. Dunque, la berretta prima era rossa, e sotto è rossa e sopra è nera adesso. Sì. È nera, verdastra, violata, comunque nera, di sua intenzione nera. Sì. Non aveva la mantellina, l'aggiunge dopo. Prima aveva solo la veste bianca e sotto la tunica che si vedeva con il colletto cardinalizio a fascetta. Ok, benissimo. Lui aggiunge quindi la come mantella. Nel disegno del British. Come nel disegno del British. Okay. Lui aggiunge la mantella con il cappuccio e cambia a questo punto perché l'aggiunge nera, quella del pellegrino, quella così, un tipo, e cambia il colore qui della berretta per uniformarla alla mantella. Ok, a livello, scusate, c'è un sacco di domande, a livello di, come dire, densità del colore, la mitra e il pastorale che stanno appoggiati sull'altare di fondo sono aggiunte ultime o c'erano da sempre? Cioè a che livello siamo della pellicola? Là sarebbe da fare una stratigrafia per risponderti perfettamente, ma non mi concedono così tanti prelievi distruttivi. Sarebbe stato bello saperlo. E è che lui è così fluido che poi non è facile. No, però l'hai visto per esempio negli spartiti di musica, no? Cioè, no, quello viene fuori immediatamente, esatto, no? Sì, quello viene fuori Quindi immediatamente. quelli sono un'aggiunta dopo che finale, secondo me associano ovviamente all'identità del all'identità personaggio, ovviamente. Anche il I fogli sigillo. di musica, le note e le poche parole di testo, abbiamo recuperato una maggiore leggibilità oppure Ecco, no? lì è un punto debole che mi stai chiedendo perché non ho così approfondito, non ho più avuto, come dire, il tempo. Potrebbe essere una cosa, so che c'è appunto questa, hanno un disco che hanno inciso questa canzone, pare, però ecco, è una cosa che non ho potuto approfondire. Nel senso che non è che sia apparso qualcosa di più chiaro, ma non ho neanche, come dire, fatto un raffronto, cioè quella era la pittura. Il sigillo non si vede? Cioè, il si sigillo vede che lì l'abbiamo provato, sigillo... c'è un sigillo, però interpretarlo come una croce, che era quello che cercavamo, e ovviamente pensando al Bessarione, è un po' dura, ecco, no, purtroppo non è così certo.
Grazie. C'è un'altra domanda da casa. Allora, Enrica Anna Maria Ceccon scrive anzi, ringrazio la dottoressa Piovan per il bellissimo intervento e volevo chiedere se è possibile seguire il restauro dal vivo per il visitatore oppure se eventualmente sono previsti momenti dedicati per vedere l'avanzamento. Dunque, grazie all'amica. Diciamo che ecco, agli amici posso concedere. No, dai, faccio la seria. No, non è permesso ovviamente visitare al pubblico qualsiasi, certo che quando io sono lì e magari apro la porta e c'è qualche persona gentile, io non è che gliela chiudo in faccia, ecco. Quindi volentieri cerco di fargli vedere se posso, però non è così, diciamo che non si può accedere ai locali. La Pinacoteca Ambrosiana. Aspetti un secondo. Elia, porti il microfono per piacere, grazie. Per chi vuole vedere i restauri dal vivo, la Pinacoteca Ambrosiana, ho visto qualche giorno fa, c'è i vetri, si vedono dentro. Certo. Sì. Non c'erano quando c'erano. Sarebbe prevista la possibilità di vedere da un metro attraverso un vetro il lavoro dei restauratori. C'è come un gabbione dentro sì. Ma anche, sì, ma anche l'opificio, cioè è che io purtroppo sono proprio arroccata all'interno della cancelleria, che appunto il posto è molto stretto, angusto, è già molto buio, oltre che molto freddo, ma è proprio una questione che poi io se uso solventi devo chiudermi dentro, apro le finestre, c'ho anche l'aspirazione, però è una questione di... La pinacoteca è solo Io non avrei niente in contrario, anche se ovviamente queste sono realtà anche molto statali, perché certo. il restauro si dilaziona molto nel tempo. Nelle realtà private io devo consegnare i lavori e c'è la distrazione ovviamente di chi viene a visitare. Però dicevo, è una curiosità, insomma, perché lei è pure preparata dentro la pinacoteca, perché insomma, è sempre più frequente nei musei, per fortuna, questo tipo di rapporto anche con il pubblico. No, manifesta la fondatezza del bisogno da parte di chi si interessa di queste cose, anche di vedere. E quindi lì hanno preparato questa roba dentro alla pinacoteca, ma insomma, non lo so quanto. C'è un quadro che stanno restaurando, ma sì, era solo un quadro, insomma. Sì. Con piacere. Sì, le chiedono, dottoressa, lei ha rilevato mani diverse nelle varie tele? Allora, quelle che sto facendo adesso sono quelle più belle, devo dire, quindi al momento no. Però forse c'è una caduta nel trifone, nell'episodio del San Trifone, e anche magari adesso devo appunto vedere anche lo stato pro di conservazione prima di dire altro. L'orazione dell'orto, che tutti un po' hanno disprezzato, adesso che abbiamo un po' ripulita, per esempio, invece c'è una cosa anche molto particolare che forse non vi ho detto, che ci sono anche delle incisioni, ma non sono del carpaccio, sembrano proprio fatte probabilmente quando il quadro viene ritoccato, viene restaurato in Galleria dell'Accademia nell'Ottocento, quindi vuol dire che lo copiano, quindi sono quindi opere che importanti e anche molto belle. Purtroppo sono rovinate dal punto di vista, cioè gli manca come se gli mancasse uno strato di colore brillante superficiale, e quindi questo magari ti fa perdere, no, la considerazione che possa essere carpaccio o non carpaccio, come presumo a momento anche per la Madonna con bambino. E quindi probabilmente in quelle due opere, Battesimo dei Seleniti e San Trifone, forse lì ci potrebbe essere la mano di qualcun, però ancora non le abbiamo riscaldate. Questa è una domanda interessante. Ulteriori questioni o curiosità?
Bene, io ringrazio infinitamente Valentina per questo lungo pomeriggio molto molto interessante. Vi ricordo che il prossimo appuntamento straordinario ci vede qui di nuovo tra una settimana con un seminario interdipartimentale organizzato dal Centro Studi Rive e dall'Associazione Amicizia Italia-Turchia, con un appuntamento dedicato a Venezia e le rappresentazioni dell'Oriente Ottomano, e il nostro ospite d'onore sarà Augusto Gentili, quindi vi aspetto numerosi. Grazie ancora e arrivederci.